Sotto qua, sotto. Abbiamo avuto questo foro, questo buco dall'ultima volta questa sera, con un po' di sforzi siamo riusciti a organizzare questa sera, perché purtroppo le porte sono sempre le nostre, solite, sempre poche, quindi non sempre tutto si può fare, perché sempre i soliti, insomma, che tocca lavorare, e fino adesso siamo stati abbastanza impegnati per varie cose, e in più avevamo anche le nostre api, quindi dovevo andare Dio che le nostre api. La serata sarebbe rivolta soprattutto per i nuovi principianti, perché abbiamo avuto un sacco di telefonate, di richieste, e abbiamo verificato di persona molta gente che ha capito poco. Vuol dire che non abbiamo spiegato bene noi, o viceversa, insomma, non lo so, ma comunque veramente molta carenza nel come fare il blocco di Covata. La serata questa sera l'abbiamo organizzata soprattutto per questo problema, blocco di Covata, che consigliamo di farlo. Siamo ancora prestino, si può aspettare ancora fino a metà di luglio, però luglio è dopodomani, quindi fa presto arrivare a metà di luglio. Domande? Io qualche sera vado a casa e mi trovo più di 70-75 messaggi WhatsApp, gente che mi chiede domande le più strane possibili, e da lì si può capire i principianti come siamo messi, no? Porto qualche esempio, ma non fare così più che altro per, non so neanche se questi che mi scrivono, se c'è qualcuno in presenza, non è che voglio fare una ragazza che mi manda un messaggio, come posso fare, perché io vado in apiario con i miei nipotini piccoli e le api sono un po' agitate. Resina Viaggi, se capi una risposta. Cambio la resina. Ma forse se colpa, i giornalisti che vedevo, ti fa vedere che i meglio in voce adesso si viene da Bova, no? Ma è sempre... Chiedo se c'è colpa di chi che non mette... No, ma non mette come capo. Ma no, ma anche senza maschera, ma non c'è niente, per cui diciamo, queste giornate buone, giornate no. Sì, no, chiedo scusa se per caso c'è qualcuno di questi esempi che faccio, ma li faccio così tanto per, no? E, Campese lo sa come lavora, e mi è altrettanto. Io non uso maschera, non uso guanti, non uso niente, mi volava tutto oggi in braghette curte e canottiera. Però se ti ciappi in becco, lo tegno? Se ciappi in boccia, lo tegno? No, ma se ciappi in ma il becco te ciappi solo quando ci fissionate. Si lavora tutto oggi, passare tutti i nuclei. Come si fa a lavorare con 40 gradi? C'è qualcuno che deve fermare e porre il registro? Io. Il primo. Il solo. Nome. Un'altra ragazza che mi prima di entrare porto questi tanto per un'altra ragazza che mi chiama, mi manda un messaggio, ho 4 casette e sono circondata, le casette tutte circondate da api, sotto il fianco a 30 metri ho una postazione con 50 casse. E un professionista o uno che se ha 50 casse sicuramente ha una certa esperienza. Questa essendo principiante sicuramente ne sarà un po' più deboli rispetto a loro, quindi saccheggio a tutto andare. Pensavo che siamo davanti a 2 piante di mettere 2 sacchetti di caldito in modo che vadano a saziarsi lì, sì, così tutte quante case di 45 case che arrivano tutte quante lì. Cioè, questo ti fa capire
la conoscenza che c'è in apicoltura, no? Di questi principianti. Abbiamo cercato di fare i corsi base, abbiamo cercato di spiegare il più possibile, però questa è la realtà. Stasera appunto volevo far vedere veramente il blocco di covata, perché penso che sia indispensabile farlo vedere. Mi viene in mente così un'altra ragazza che mi domanda, un ragazzo, non lo so, che prodotto devo fare per fare il trattamento delle api? Che prodotto? Dipende cosa devi fare. Perché se fai proprio covata non vede un prodotto. Se invece tu vuoi fare altri trattamenti, allora tanti altri prodotti, cioè prima uno abbia che scelga cosa vuoi fare, perché se vuoi fare il blocco covata col telaio, blocco covata attiva, non c'è tanti prodotti, che ne uno lo scianico, quindi non c'è altre cose da fare. Se no, quindi tanti altri, però perciò dico, mi decidi che cosa che tu vuoi fare, che trattamenti tu vuoi fare per eliminare la guerra. Chiedo una qualsiasi premessa. Se fate alveare chi va a cambiare la regina delle scelte, una covata però una bocca, se no, 1 ora e mezzo di covata. Passo comunque dopo le covata, questi qua, o cosa è il limite? Questa è la domanda. No? Perché naturalmente che sarà poche ave dentro o che ne è abbastanza. Ne è uno che ne ha abbastanza, uno che ne ha poche. Perché fare il blocco covata già con poche ave che la regina appena ripartia, dobbiamo fermare la regina per un ciclo completo. La domanda era proprio questa, il limite voglio vedere un po' di voce su questo. Lì, come che succede nei nuclei, no? Nei nuclei fare il blocco covata, a parte per fare il blocco covata di nuclei da fare qua capita, da fare il blocco covata perché dai blocco covata attiva. Però tenessi già il nucleo stesso perché è scassetto, c'è poco e quindi perdiamo un ciclo completo, 21 giorni, 25 giorni, 30 giorni li perdiamo, quindi se la cassa dei bolleti in natura conviene fare con le strisce a tampone e dopo aspettare l'autunno e vedere, tanto vedere quanto cammino adesso e dopo farlo in autunno. Quindi, ne è più di un prodotto, ma sempre tutti quanti più o meno tutti quanti a base di timone, insomma, quindi usa uno. Quanto tempo si ha se le strisce credo sui 40 giorni per sapere. se tira via il melario nel frattempo sopra? Beh, allora la botte piena magari coliaga le fatiga. Dagli altri adesso, a parte chi che renda su sul castagno, no? Chi che renda sul castagno e anche chi che renda sul castagno a secondo delle zone, perché nella zona dei valli del Prosubio sta dando abbastanza, vuol dire melario e meso e le va ancora su perché ancora da fiorire. Ma in certe altre zone da poco anche sul castagno, perché con queste temperature qua e con questa siccità qua i fiori ma tutti quanti non dà mica polline, mica nettare, mica niente. Quindi Daniati adesso la stagione si è finita con Daniati. Lascia sul medario qual è lo scopo? Dare spazio all'aria, c'è un granello, sì, sì, ecco, però non per pensare che da adesso in avanti portare a casa un altro medario del miele. No, stavo mi domando per posso. Sì, no, ma ho messo le strisce e ho tirato via il medario, sicurezza. Se tira via il medario. Cosa ha messo le strisce? Sì, perché darà. In che zona è chiaro. Beh, lì tira il corantino, la mia ancora. No, ma casa mia non dà. Cassia, ho fatto qualcosa comunque. Però il problema è che mi è cattiva anche. Cioè, mi sono sta stessa regina e si diventa cattiva.
Quindi, voglio dire... Se siete, o tira via il melario, quando fate bene. Sì, anche perché se trova qualcosa è giusto che comincia a farsi il suo No, sport. questi siete, se poi sta sul melario, se fosse qualcosa. Ci vuole, forse. Credo che non... Se puoi alzare il melario, questo siete stella. No. No? Vai a inquinarmi il trattamento con il melario. allora no, conferma. Voglio dire, di altre cose è finito, quindi i melari è meglio che in cavello portiamo a casa, salvo qui che c'è sul castagno e là che ne ancora qualche cosa. Perché fra 15 e 20 giorni, 15 giorni cominciamo a fare la bronca covata, o i trattamenti, o cominciamo già a fare i trattamenti, e dovremo preparare le casse per l'anno prossimo. Ho sempre detto che a metà di luglio, più o meno, fine luglio, primi di agosto, neanche dobbiamo lavorare per tenere vive le api per l'anno prossimo. Perché se non lavoreremo adesso, a gennaio per me casse vuole. Gianni, scusa, burocrazia un istante, carta d'identità, documento. È solita di... È sempre la solita carta d'identità. Non vuoi mai cambiare. Grazie. Anche perché 50 euro dentro. Quindi è meglio adesso cominciare che cominci a portarsi dentro le sue scorte in modo che prepareremo le casse per l'anno prossimo. Da adesso fino a settembre-ottobre cominciare a prepararle, perché no, dopo quello fermo. Candito, sciroppo. Cioè, vedete qui che tira, miela anche i teari dei melari, del nido, pompa fuori tutto, però dopo li butta dentro, fa ricavare 2 kg, 3 kg del miele in più, se meglio che se faremo, insomma, no. Ecco. Quindi parliamo un po' del tema della serata, l'importanza, fare il blocco covata, parliamo dei trattamenti. Ma collegandone a quello lì di campo, praticamente dico due un clicco praticamente della siamatura, da siami, no? Sì, Quindi non proprio a 4 per all'inizio del covata. C'è massa poco. E che ti ho fatto niente prima adesso? No, come questi tecnici. Trattamenti. No, non faccio più trattamento, per poter fare con le strisce o fare però un covata. Allora, l'errore più grande che te che hai fatto, scusa, do del tiro, tu dici che l'errore più grande, quando uno apre un sciame, è il momento migliore di fare il trattamento, perché non c'è covata. Sciame, non fare il nucleo cavando il tearo decorato. Parliamo della sciamatura. La prima cosa da fare quando uno apre uno sciame, no? È fare subito un trattamento. Quindi ti vedi quanta roba che vi sotto, ti vedi quanto infestai che era, quante piene varroa che era, quindi devi già disinfettare completamente. La sciamatura te fa maggio, fine aprile, maggio, metà maggio, dopo la sciamatura si finia. Quindi è lì il primo trattamento importante sulla sciamatura, perché la sciamatura può essere causata anche perché le api sono piene di varroa, piene, ciao. Quindi devo approfittarne proprio il giorno dopo, perché il giorno dopo, 2 giorni dopo, poter portare a casa uno sciame, la cosa da fare immediata è proprio fare un trattamento e vedere quanta roba che c'è. E se mi sono tanta roba, fare anche un secondo, e lì si può fare un gocciolato praticamente, e nel momento lì si fa un gocciolato. Adesso non avendo fatto niente prima di adesso, non delle alternative sono fare le strisce. Alle strisce no, il blocco, massa piccolo. Massa piccolo fare il blocco. Perché adesso cassa e polistirolo ancora immagino, o cassa grande. Io provo invece la cassa grande, non so se l'ho sbagliata, nel senso che... Sei in cassa piccola perché... Se faccio sicuro fare il blocco covata, che devo dire per mettere... quindi io sono più comodo. Sì, ma perché uno sciame che sarà quanto? Su 6, su 7? E dai coperti
4 Che olio sotto fare? Sta meglio Sta meglio sul polistirolo che cosa che nucleo lì, perché 5 te dai, 4. sì, vabbè, ma sta meglio sul polistirolo, fare passare l'inverno in polistirolo. Guarda che la gente che piace o che ha soldi da spendere o che ha tempo, che tutte le casse le passa sul polistirolo l'inverno, tutte, quindi le passa tutte su 5. che parte prima sviluppa meglio. Cioè l'inverno più stringere, in modo che ti allarghi in base al tempo che va via, in base a come ti viene la stagione, ti allarghi. Però che la gente che passa, cioè, e sai quanto materiale, perché uno viene a 5 e può farlo, uno viene a 50 e quei 50 poi tirolo. Ha dei costi, guarda, lavoro, magazzino, tutte che robe lì. Comunque ricordatevi sempre, se sapere uno sciame, la prima roba da fare è fare il trattamento. Perché le strisce come deve spiegare dopo? La striscia, te metti a ciappia striscia, te metti dentro 40 giorni. Una ogni 6 nuclei o sciametti così, basta. Uno scioglie io praticamente. No, una sola cassa. Sì, è scarsemo. Mentre se è una cassa grande che vi fare seguire quel trattamento lì, quel sistema di trattamento, questi seguono due, una qua e una qua. Una sempre estremità. Sì, sul secondo, sul penultimo, uno davanti, uno dietro. No, perché estremo che uno dice sì, non all'esterno qua. si chiama dentro, chiaramente il nucleo. Uno dopo il primo e uno prima dell'ultimo in fondo. Sì, e una qua davanti e una in fondo più o meno. Cassa parlo, mentre il nucleo in polistirolo basta. Se metti in centro, sì, se metti in centro, tanto dopo. Sempre 40 giorni praticamente. Sì, 40-45 giorni a tira via, insomma. E provare non il formico che vuoi dopo. Io ho provato un paio di anni fa col catapam, per dire. Come ti hai trovato? Bene, sulle casse no, sui nuclei sui polistiroli. Allora, però non so. Il formico 30 anni fa uso anche il formico. Ho provato a usare il formico e lo voglio eliminare completamente, perché il formico è legato anche molto legato alle temperature, perché va in evaporazione, no? Corrode completamente tutta la parte metallica e lo respiriamo tutti ogni altro. Il formico tiene su per il gas latte a volte via, quindi lo mettiamo addirittura in congelatore la tanica del formico per abbassare un pochettino di tutto. E dopo, sì, se fa tanto caldo, evapora in 10 giorni, 12 giorni, e dopo il paghettino un'altra volta, cioè è un lavoro abbastanza, come tanti altri anche professionisti, il formico è stato abbandonato completamente. In effetti è vero che avevo le ipotesi scandite della catapana, certe trovavo 50 grammi, di altre zero, probabilmente differenza di... Dipende dalla temperatura, perché ad esempio l'evaporazione e dopo corrode, dopo il traffico, tu se ti va una giossa sondeo, ti cava l'onda e brucia completamente, o guanti, o tante robe. Il formico, non so se Tony ti ma il formico. Sì. Ma è messo il formico? Sì, le ha messo, però No, più che altro ovviamente adesso che hanno fatto le varie strisce, roba da Max e quella roba là, che magari sono più pratiche comunque neanche il formico lo usa forse 20 anni fa, qui lo eliminano in più, non ancora una tanica che... è considerato praticamente per biologico. No, l'apitrazzo no. Apitrazzo o apivar. Se poi fare nessuna striscia, No, le strisce di apivar e di apitrazzo no, strisce di acido formico sì.
Poi mi vedo io. Sì, me stiamo ancora parlando. Bisogna vedere, hanno varie formulazioni, no? Allora, ragazzi, È pericoloso per gli uccelli, per gli animali. È in gel, perciò c'è meno possibilità di Francesco contatto. stasera fa una diretta in diretta, una diretta in diretta. No, è andato a prendere una cassa vera e propria di api e le ha portate Mi qua. aiuti a portare fuori, facciamo- Allora farà vedere anche il blocco di covata relativo col blocco col telaio orizzontale. Serve pochissima roba, è meno costoso forse di tutti quanti le altre cose, perché cosa serve? Dove c'è la cassa? Vedi, qua la cassa. Guarda che ci vedono. Prendiamo la cassa con le api avanti. Ti porta qua un'arnia. Siamo sempre in diretta con lezione pratica all'esterno. L'arnia. Metti qua che dopo che altra di amici vicino. Metti vicino qua. Capito? Antonio. Pesa poco niente, però. Ma mio come che è pesa? Allora, vediamo che vada che vada la luce. Ha fatto il nero e sì. Attendo di che arriva. Francesco, attento che qua c'è la telecamera, perciò i nostri amici che ci guardano da casa. Bene, bene. Insomma, io si mette io potevo un po' più avanti. No, si mette davanti. Bravo, e ci ha fatto tutte le ave. Ma che se ferme può arrêtare, sono così tra l'altro. E finché sei sole. Caviamo via che 4 volte qui. Sì, c'è la luce del sole. Francesco Capelli ci fa vedere un'arnia. La pratica all'interno. Mettiamo orario a venire vicino. Sì, non succede niente. Non succede niente. Le becca solo. Che bello. Sta cornisa. Eventualmente le becca, dai. Guarda che privilegi, fuori all'aperto in diretta. Chi che ha paura davanti, chi che ha paura dietro. No, non Fuma. Lo conosco mica. La curiosità femmina. Porco cane, conosco mica. Sì, hai visto? È venuto a contrattare. Oltre dell'occhio è ben giovane. Allora, vabbè dai, visto che siamo all'aperto, abbassate il volume perché la voce... Si vede? Adesso facciamo un esempio concreto di blocco di covata con la cornice e griglia e scudi regina. È un blocco attivo, nel senso che in maniera che lei continua a deporre per i 18 giorni che la teniamo lì, dopodiché lo facciamo vedere, la regina verrà liberata sul nido sottostante e al 21esimo giorno, quindi dopo 4 giorni, 3, 4, 5 giorni, quando la regina ha cominciato a deporre in maniera discreta, è il momento di fargli il trattamento con l'acido ossalico liquido. Chiaramente se noi la teniamo ingabbiata 18 giorni e poi facciamo il trattamento dopo 4-5 giorni, siamo giusti nei 21 giorni, 22 che tutta la covata è nata, mentre quella nuova sono ancora le arvicine che non sono attrattive per la varroa, quindi la varroa l'abbiamo tutta sulle api ed è il momento giusto per diciamo abbatterla il più possibile. Questo lo facciamo sulle api estive, in maniera che le api successive che verranno dopo, che sono le api invernali, poi ne parliamo quando è buio, quelli invernali siano
liberate il più possibile da varroa e anche liberate da tutti i virus che la varroa trasporta, in particolare le ali deformi e la paralisi cronica e acuta, in maniera che queste api invernali siano belle robuste e riescono a passare bene l'inverno. Allora, il materiale è quello standard, una cassa scudiregina, una cornice. Allora, noi dentro questa cornice cosa facciamo? Facciamo anche un favo, il peggiore che abbiamo nella cassetta, però con covata, e su questo favo ci deve essere la regina. E naturalmente, siccome l'abbiamo trasportata, la regina l'ho presa prima perché altrimenti dopo un trasporto la regina corre in giro nella cassetta e quindi è difficile trovarla. Quindi ce l'hai in tasca. Qui ce l'ho qua in tasca. Allora, questa è una famiglia piccolina perché è scappata con regina nuova, stronza. Non gli ho tagliato l'ala, erano ancora in febbre infiammatoria e quindi ha fatto un bel turno di covata e poi se ne sono andate. Però la famiglia chiaramente si è svuotata completamente perché non c'era covata in nascita, perché era andata orfana, quindi è ripartita con un pugno di api. A proposito, a Sciamato abbiamo visto lo sciame attaccato alla pianta lì vicino dove era la casa in apiario. A mezzogiorno sono andato là con Sella. Ciao, l'ha salutato. Allora, questa è la situazione che abbiamo normalmente nelle casse più o meno fra 8-10 giorni. Quest'anno noi anticiperemo perché tanto in campagna trovano niente, quindi si può anche anticipare di una settimana. Normalmente il blocco si fa dal 15 al 20 luglio, quando è finita la produzione estiva, almeno qui da noi. In casi particolari, se c'è melata, uno può comunque farlo lasciando il melario, mettendo le scuderegine sopra il melario e facendo il blocco sopra il melario, per cui le api si trovano, invece di intasare totalmente il nido, portano anche nel melario e quindi l'operazione di blocco della covata va a buon fine lo stesso. Il blocco sopra il melario fa fare le celle reali. Il blocco, siamo sempre in presenza di regina, allora varrebbe anche sull'allevamento di regine, no? Sì, no, ma io ci gioco, quella cosa li faccio apposta. Più in alto la porti e meno sentono. E certamente. Diciamo che il problema del raccolto dopo metà luglio credo che è di ben pochi fortunati. La soia, le zucche, abbiamo la malora, noi l'abbiamo. Ce l'avete voi? Speriamo. Ah, speriamo. Speriamo che mi un po' camminata col caso. Camminata, più che amore alle piante che camminata di dove fare. Allora, questa qua è il solito scudo regina. Normalmente uno dovrebbe durante la stagione segnare un favo, quello più brutto, quello precipitato, quello con covata maschile, e quello che vi ripeto sempre, perché poi è quello che comunque elimineremo. E quindi tanto vale averlo segnato per tempo e utilizzare quello per fare il blocco. Tanto poi ritornano, non è che le perdiamo le api. Allora, normalmente come si fa? No, no. Dopo che ora è Sì, questa è una famiglia piccola. Allora, se no non portavo via qua una casa. No, ma lo guardavo, esattamente buono. Sì, esatto. Allora cerchiamo sempre un favo che ci sia della covata, in maniera che la regina, quando la andiamo a mettere lì, continui alle posizioni. A questo punto ci procuriamo sempre una cassettina in maniera del favo di nasconderlo, perché lavorando da metà luglio in poi già a casa mia cominciano a saccheggiare, cioè essere nervose quando uno le tocca, quindi andando avanti poi quest'anno di più ancora, una cassettina per nascondere il favo, ristringere la famiglia. Noi nel contempo, se la famiglia non ha troppe scorte, prendiamo il nutritore, gli sbattiamo fuori le api e poi gli mettiamo 2 kg di zucchero, tale quale.
così loro piano piano se li ciucciano e non abbiamo bisogno di intervenire con l'alimentazione se questa dovesse essere carente. C'è zucchero puro. Nega le api, cos'è che il segreto? Solo zucchero. Zucchero tale quale, così non fanno nessun tipo di saccheggio, nessuna agitazione e loro se ne sciolgono piano piano, vanno per acqua e se ne sciolgono. Sì, dopo ne parliamo dopo quando rimettiamo le scudi regina, mettiamo la nostra griglia, qua vediamo come funziona questa. Vabbè. È l'unico materiale extra che è necessario. Inquino dopo il raccolgo. Ma volendo, non posso usare anche un melario e metterlo verticale? Rischio che non sentano l'odore della regina. Ho capito. Doppio melario. Doppio melario. No, voglio prendere anziché, perché ho telai da non da nido, da melario, che sono da buttare. Anziché... Ci vuole covata, non ce l'è? È covata? Ci vuole covata. Dentro qualche giorno prima, in maniera tale che faccia la covata. Sì, sai, dal sì all'operare c'è una bella differenza. Prima prova, poi vedrai se gli riesci. Ho provato anche non ho fatto in tempo a farmi ho provato un melario vuoto, ho messo un telaio da nido di traverso. Sì, ma funziona, cioè no. Il problema è che se uno ha il suo materiale, agisce in fretta, da emergenza uno può usare, si possono usare anche 2 melari e mettere il telaino verticale e appoggiarli un foglio cereo o un altro nutritore, funziona uguale. Allora, noi abbiamo il nostro favo da scartare, lo appoggiamo, ci sono vari sistemi di fare queste griglie, lo appoggiamo in maniera che sia, diciamo, messo leggermente inclinato e la superficie inferiore non tocchi le scudi regina, però che il telaino tocchi le scudi regina. Questo serve per la regina per poter salire. Lei normalmente, esaurito lo spazio qua dentro, tenderebbe a scendere nel nido sottostante, quindi continua a cercare nella griglia, quindi le griglie vanno controllate che siano perfette, dopodiché risale e continua a deporre nella parte rimanente del favo. Normalmente prima comincia da dove è nata la covata e poi allarga. Se la famiglia è buona, qualche volta fa anche un favo intero. Allora, la regina uno naturalmente la deve cercare, deve essere, se è marchiata la trova facilmente, se non è marchiata c'è da tribolare. Uno impara a marchiarla, insomma, no, è semplice. Si possono marchiare anche in questo momento, cioè quando uno la trova e non è marchiata, quando la mette qua dentro, siccome che qua ci sono solo piccole, la può marchiare. Allora la regina io l'ho presa prima, altrimenti andava in giro. Si prende la regina, questa qua non è marchiata. Si sbatte. Sì, gatto al marchio. Porco cane. Giallo. Ecco, mi Giovanna. Prima che scappa. Poi tiro perché... No. Allora si prende per un'area, che marchio che? Giallo. Sì, ma questo è classico. Ah, quello classico. Vabbè, questa qua. No, non si serve più perché dopo io dai. E tanto che molto riportare. Sai che mi sono allergico. Allora ne approfittiamo per marchiarla. Naturalmente sono tutte operazioni che bisogna farle con una certa velocità perché questo qua, vabbè, con un bel marchietto, un corsaletto, cercando di non infangare la regina. Questo qua è un colore del piffero, ma comunque si vede. Qui che vede Sella. Come vede Sella. Minimo da 15 anni che io ho scritto un articolo, vi ho anche insegnato come preparare il marchio con i marchi normali paint, che va svuotato e poi preparato il colore con della vernice Leclerc, che è una vernice da carrozzeria potente, che quella non la toglie neanche dopo 3 anni la regina. E con quello si marchia e rimane marchiata. Altri colori, prima o dopo, si smarchia, quindi diventano operazioni inutili. Ma l'ha presa per come si chiama la presa? Per un'ala.
Naturalmente bisogna avere o i guanti fini di lattice, se uno ha paura o se no uno impara, prima marchia un po' di api, marchia un po' di fuchi, dopo impara a prendere la regina per l'ala e la macchia. Ma per un'ala sola, io dopo con due, io con una. No, il discorso è questo, no? Sempre con due, non te lo ignaro versa. No, così, no, dammi il marchietto. Non è marchietto da no. No, sei giovane. Allora il concetto qual è? Che quando noi la marchiamo, tanto deve rimanere ferma. Quando noi appoggiamo il marchio, gli facciamo una goccia o tocca proprio? bisogna stare attenti. Normalmente prima si provano le unghie per capire se il marchio è a posto. Adesso, per esempio, è troppo abbondante. Comunque, basta succhiarla un po' e non succede niente. Il fatto di tenerla per un'ala perché sta ferma. Allora uno riesce a marchiarla senza marchiare tutta la regina, perché normalmente se no uno marchia le antenne, le ali, le gambe, l'addome, e allora diventa più che un marchio, diventa una pittura, mentre così lei quando è asciugata non è impedita nei movimenti e la si vede per un bel po', non so questo colore quanto dura, comunque Con il pennarello indelebile non si dura sempre un mese, due dopo. di posta, roba del genere, quando l'abbiamo marchiata Perché però te becchi il fuoco perché non te becca qui, te becca se si gira. La regina bisogna averla in posizione giusta. Io che sia in posizione giusta. Tanto il fuoco non becca mia. Allora, quando abbiamo fatto questa operazione, le liberiamo sopra la fogata. Lei naturalmente non fa gesti particolari, non può scappare perché esatto, lei è pronta per deporre, dopodiché gli mettiamo il coprifavo rovescio per creare una bella camera d'aria. Quest'anno va bene perché questo sole qua non dritto, mi è pensato rovescio, e dopo il tetto lo mettiamo così. Cioè creiamo un'ulteriore camera d'aria in maniera che la camera il coprifavo nel buco tagliasse chiuso. Sì, chiuso, se no entra il fuoco. Messo così il tetto ripara ulteriormente. Se mette bene l'esclude regina seconda non serve niente. No, perché te il coprifavo. Te capisci a mettere meario o te allora in questa situazione, se noi abbiamo dato anche 2 kg di zucchero nel nutritore, per 18 giorni la famiglia rimane tranquilla. Le disgrazie che possono capitare è che la regina infila la testa e si impicca, oppure che la regina è scadente e allora le api fanno una cella sopra e una cella sotto. Però normalmente se le regine sono sane, sono a posto, continua a deporre e dopo 18 giorni noi andiamo, uno può anche spiare dopo 7-8 giorni, giusto per vedere come funziona. Se uno vede le uova vuol dire che è tutto tranquillo. Dopo 18 giorni la covata sotto è quasi tutta sfarfallata. Andiamo a smontare questo blocco, quindi ripetiamo l'operazione all'inverso. Togliamo il coprifavo, bisogna stare attenti quando si toglie il coprifavo che le api si attaccano sotto, perché in quel momento lì nel nido covata ce n'è poca e le api si sono tutte radunate nella parte superiore dove c'è la regina in deposizione, quindi la regina potrebbe essere nel favo o anche sotto il coprifavo dove le api fanno il grappolo, quindi bisogna stare un po' all'occhio. Scusa, è una domanda stupida. Mi metto, secondo studio regina, mi posso ciappare in mano tutto, quando che cavo lì, quindi posso anche vederlo senza che non si sposta le api e la regina. Quindi, ma se te no, ma spazio lo stesso, perché se lo mette spazio la regina qua, la regina non va su, scudo regina sotto, la trappola lì praticamente l'accessorio,
escludo la regina e metto il più lì gira praticamente copri il favo. Copri il Cioè, favo e- il vantaggio di poter cavo copri il favo. Sì, la regina e senza lì posso controllare a occhio praticamente. In Italia siamo toccare tutti inventori, no? Quindi No, chiedo, stabilito un metodo, no? Uno può fare tutte le varianti che vuole, non c'è se nessun tutti problema. per fare. Allora, dopo 18 giorni siamo attenti che la regina o sia qua o sia qua, in genere qua c'è il grappolo di api, uno lo gira piano e la vede che corre, la cerca piano piano. Sì. Insomma, no. Questo è un passaggio molto delicato da stare molto attenti perché siamo in un periodo che regine non si trova più. Quindi con maniera, senza sbattere in terra e controllare, perché la regina potrebbe essere anche lì. Una volta che abbiamo trovato la regina, come che l'abbiamo trovata prima quando l'abbiamo messo qua sotto, dopo possiamo fare più che vogliamo, la regina la mettiamo in taschino come ha fatto lui. Quando che la regina ha messo sul taschino, potremmo controllare, guardare, sistemare, posizionare, possiamo fare più che vogliamo. L'importante è che siamo a luglio-agosto, regine non in è. Allora voi dovete sempre avere una gabbietta, meglio più barattolini là che dell'Obi Farma. Quando uno ha trovato la regina, che può essere qua sopra, che può essere là, che può essere qua sotto, quindi si guarda piano, in genere al mattino è sopra, di giorno quando è caldo si mette sotto, quindi tanto come orientamento. Adesso la regina, siccome che era affamata, è rimasta lì ferma e quindi la troviamo facilmente, quindi la prendiamo. Comunque ti dici che posso marcarle, qui che non lo so marcare, come posso sto lavoro? Sì, basta non farle allora. Anche perché qua troviamo piende avi. Facendo solo adesso, no, perché tutti sono che i piccoli e le vecchie tutte sotto. Adesso il nido di solito le marco quando che metto nella gavetta per sì, esatto. Se no me ne devo occupare perché allora se quando le marchiate, no, in senso generale, non nel blocco ma in primavera, dovete liberare la regina nel favo e aspettare un attimo e vedere cosa succede. Che qualche volta c'è qualche ape vecchia che sente l'odore del marchio e tende ad aggredirla, quindi in quel caso lì basta prendere un goccio di miele, bagnarla con il miele, cominciano a leccarla e il problema si risolve, perché altrimenti rischiano di vomitolarla e di ammassarla. Allora, passati i 18 giorni, questo favo qui è un favo pieno di covata e di varroa. Cosa facciamo? Smontiamo la famiglia, la regina l'abbiamo già presa e ce l'abbiamo qua. Togliamo la griglia. Adesso se puoi fare quello che se vuoi la regina ti assicuro. La regina ce l'abbiamo qua. Come prima cercandola prima. Perché lui arriva qua già con la regina. Ma bisogna trovarla. Non trovarla, se la cercavo adesso era un po' problematico perché può essere sul primo come può essere qua in fondo. Nel passaggio si cerca anche, finché si cerca la regina che è il primo lavoro da fare, si mette anche in memoria quale sarebbe il telaio più ideale da tirar fuori per fare il blocco covata, ossia che sia vecchio rovinato e che ha una parte di covata percolata, una parte di covata aperta, per giusto. Si mette in memoria. Tenete in mente che può essere il secondo, il terzo, il quarto, il penultimo. L'importante è prima trovare la regina, metterla nel barattolino, nella gabbietta, quello che avete, e dopodiché si toglie il favo da scartare. Adesso noi dovremo prendere anche dal colore si vede. Sì, anche quelli pioneri, in genere sono quelli rovinati che hanno tanta covata maschile. Anche qualche tarmaga, ma comunque cercando la regina, se è da mettere in memoria qualche esempio dopo da trovare, una volta a trovare la regina si sistema il tutto. A questo punto, Per quei meno esperti che cominciano a fare tearini. Questo favo qui, dopo 18 giorni, è pieno di covata e di api. Non si fa altro che prenderlo, sbatterlo dentro e il favo va messo da una parte su una cassettina ed è un favo che in teoria andrebbe bruciato.
c'è qualcuno che rischia anche di riutilizzarli, però diciamo in linea di principio, visto che buona parte della varroa è lì sotto, è sempre meglio bruciarlo. È un favo che comunque avreste eliminato, perché almeno... Sì, sì, proteine. Io non metterei mai covata viva all'aperto, perché la varroa vive almeno 8 giorni sulla covata. Quindi prima lo passerei per il freezer e dopo lo darei alle galline. Comunque questo va eliminato. Dopodiché la famiglia va lasciata tranquilla, la regina riprende le deposizioni, noi le prendiamo, e questa qua. Le api abbiamo sbattute, quello l'abbiamo eliminato, quindi prendiamo la regina è gonfia perché stava deponendo nel favo superiore, quindi entra in mezzo alle sue api senza nessun problema, senza subire danni. Prima fai il trattamento o dopo? Prima fai il trattamento o dopo? Aspetta un attimo, quindi prendiamo la regina, la liberiamo, queste capite quando vanno a me, perché si butta con il lei. Se mi tocca con il te qui che già che se lo va per marcare, lei può trasformare. O i bigudini? Diciamo che lì che anche quando che do la botta butto le api, butto anche la regina, verifico che ha fatto la regina, se mi è stessa roba. Sì. Mi avevo paura mai di spaccare o di fare del male, cioè, perché quando ti è liberi, sicuro che va su, perché oppure è battuto, oppure fuori davanti. Cioè vuol dire i casi per telefono infiniti, no? Quindi batti giù le api, loro vengono tranquille, poi prendi la regina, le liberi sopra e lei la guardi con l'occhio che entri giù in mezzo alle api, quindi sei tranquillo. Adesso io rimetto questo favolo che è un po' di covata, ma facciamo sempre finta che sia su 8. Comunque è molto semplice, poi ritiro su sto qua che avevi visto la regina. Un attimo c'è fare regina male. Oppure con palla. Non principiante non vai fare. Ehi, allora si potrebbe anche col telaio in mano e una piuma di oca che ha fatto il alpini, cava appena dei capelli alpini, e con la piuma si può appoggiare lì e accompagnare la regina sotto 2 o 3 casse, se puoi farle, se 50-100 casse a liberare quel giorno lì. Il discorso, ecco, anche con la piuma si può fare, quindi non deve ciappare in mano, non capiamo che saremo perché adesso neanche sa non deve ciappare in mano le regine più di una volta, non te metti da una latta i vari moni. Allora, fatta questa operazione, noi richiudiamo la cassa e la lasciamo tranquilla per 4 giorni, 4-5 giorni. Sì. Allora, in quel periodo lì la regina riprende la deposizione. Dopo 4 giorni c'ha almeno 3 belle rose di uova. Quel momento lì, quindi arriviamo ai 21 giorni, quando praticamente tutta la covata è nata. 21-22 non cambia niente. L'importante è fare il trattamento prima che le larve siano troppo grosse, cioè larve di 2 giorni. Però larve di 2 giorni sono 3 di uovo più 2 di larva, sono 5 giorni di margine che abbiamo per fare il trattamento. Una volta dicevamo anche di farlo subito, però la famiglia è un po' scombinata, mentre facendolo dopo un po' di giorni e la regina ha ripreso a deporre, la famiglia rimane più tranquilla. Aspetta un attimo, devo finire perché sennò vi è scuro. Dopodiché prendiamo, dopo 4 giorni diciamo, prendiamo la nostra siringa di ossalico. La formula rimaniamo su quella classica, tanto si prova di tutto. Adesso fanno non più con lo zucchero ma anche con glicerolo, però alla fine è uguale. Praticamente la siringa deve essere buona perché deve scorrere bene, si prendono 50 cc, anche meno se la famiglia è più piccola, se è proprio piena 60, però 50 sono sufficienti. E si gocciola piano piano nell'interfavo, in mezzo all'interfavo, in maniera che le gocce vadano verso le api. Si va piano,
se ne consumano mica tanto, dopo si ripete perché quelle che sono bagnate scappano giù, ci sono le altre, si ripete l'operazione. Lo salico con lo zucchero diciamo il sistema classico, però funziona bene perché lo zucchero fa da collante sul pelo, le api strofinandosi si passano il prodotto e normalmente l'efficacia è dall'80 al 90%, che è una buona efficacia perché ci permette di avere una famiglia che comincia ad allevare api invernali abbastanza pulita. Poi in novembre poi si fa l'intervento, diciamo, finale. Ma i 50 per quanto? Tutto? Ah, quindi 50 per No, se la famiglia è su 6, su 7, perché non so come regola, supponemos che 5 ogni 5 cc ogni telaio però coperto. sì, dopo te li torni. Il sistema lì perché uno vicino al mio praticamente già fa praticamente lo spruzzatore. Io ho messo dentro che roba che siamo riusciti anche da e ti spruzzi solo l'interfavo e hai la stessa roba. È vero? Basta che sì, 50 cc sulla casetta. Allora, la quantità è sempre quella. Bisogna considerare che vanno trattate le api e non il legno o i telaini, no? Quindi quando si parla di interfavo vuol dire in mezzo ai favi da bagnare le api. Tutto lì, il resto uno può usare anche un soffietto, una pompa, qualunque cosa, quello è importante. Allora, fatto il trattamento, le si lascia in pace per altri 3-4 giorni, 3 giorni. Dopo qua sono aperto della casa. Dopodiché, se vedete che non sono così ricche di scorte, è il momento opportuno e migliore per dargli un bel pacco di candito. Così la famiglia diciamo, allarga la covata con diciamo, spinta dal candito, però senza arrivare a bloccare la covata se diamo liquido e senza stressare le api se diamo liquido, mentre il candito se lo mangiano un po' alla volta e lo utilizzano praticamente tutto per fare la covata. Se la famiglia in partenza era abbastanza pulita, può fare tranquillamente 5-6 favi di covata senza nessun problema. Quando nascerà quella covata lì, allora si potrà cominciare a usare il liquido. Quindi parliamo almeno 25 giorni dopo che è stata liberata la regina, perché la prima covata comincia a dare 25 giorni, 25 giorni. 25 insomma. Sì, quelle appena nate non hanno forza a fare niente, mentre quando cominciano ad avere un po' di giorni che hanno costa sono in grado di prendere il liquido e in quel momento lì il liquido gli serve per mantenere la covata bene e nel contempo farsi le scorte se non ce le hanno. Chi ha fortuna di avere zone dove trovano che fanno le scorte, lo zucchero serve lo stesso perché magari sono scorte di melata o di edera e quindi viene mescolato miele che cristallizza, miele poco digeribile, miele non buono per l'invernamento con lo sciroppo e quindi chiaramente si mettono nei favi una scorta buona anche se fa un inverno cattivo. E questa è, diciamo, più lungo da spiegare che da fare. Uno ci prova con una cassa, si crea la manualità per farlo con una certa velocità e dopo lo fa anche nelle altre. L'importante è che non si faccia una cassa al giorno, cioè deve essere in contemporanea, perché poi in contemporanea faremo il trattamento. Le api sapete, fanno deriva e quindi se noi trattiamo delle casse e non delle altre, ci può sempre essere una deriva di api e quindi una deriva di varroa. Oltretutto, quando noi le trattiamo con lo salico, per alcuni giorni sono intronate, quindi è importante che siano tutte intronate, così non si rompono le scatole tra di loro. È fondamentale perché altrimenti la cassa non trattata è molto più in forma di quelle che hanno subito il trattamento, è un acido potente e quindi crea un forte stress alle api e hanno meno propensione a difendersi. Se sono tutte trattate rimangono tutte tranquille e non si rompono le scatole tra di loro. Sì. Adesso la lascio aperta, così quando viene buio piano piano chiamano ed entrano e la famiglia sta normale. Io
2 minuti riassumiamo. Allora si può cominciare quest'anno anche il 10, ma normalmente 15-20 luglio, finito il raccolto, ci si fornisce di un barattolino oppure di una gabbietta. Il lavoro comincia nel cercare la regina, metterla via. Nel contempo, se uno non l'ha già segnato, con la leva, una puntina, qualcosa, un favo da scartare, passando alla famiglia già sa quali sono, magari l'ha già messo di lato o abbastanza di lato, un favo rovinato, quindi quello è il favo da utilizzare per il blocco. Si prende il favo, lo si tira fuori, lo si mette nella cassettina, si stringe a famiglia, si rimette le scudereggina, si rimette la cornice, si mette il favo inclinato in maniera che tocchi da una parte e non dall'altra la griglia, dopodiché si prende la regina e la si libera, si chiude con il favo, coprifavo rovescio, da creare una bella camera d'aria, e poi gli si mette il tetto inclinato. Se la famiglia non ha scorte, facendo questa operazione gli si può anche dare 2 kg di zucchero dentro il nutritore. Se ci sono le api, sbattete fuori un po' di fumo, sbattete fuori. Se una ha scorte, perché in certe zone hanno lavorato oppure continuano a lavorare, non serve nutrire. Teniamo presente che quei 18 giorni lì la famiglia va lasciata tranquilla, perché chiaramente è una situazione un po' particolare. Comunque le famiglie si difendono lo stesso. Eventuali possibili danni può essere che una regina si impicca nelle scudi regina perché infila la testa e rimane prigioniera, oppure può essere una regina scadente e quindi spesso la lasciano morire, fanno una cella sopra, 1, 2, 3 celle e qualche cella sotto. Quando andate a ricontrollare per liberare la regina, se trovate le celle, sicuramente la regina è morta e probabilmente ci sono le celle anche sotto. Può capitare che quando uno fa questa operazione toglie la regina, però già le api la stavano sostituendo, quindi è probabile che troviate la regina morta sopra e sotto la figlia nuova che sta deponendo. Però i tempi sono giusti, quindi non avrà sicuramente covata opercolata, avrà covata aperta e quindi trattabile come tutte le altre. Finite la covata, sbattete le api, eliminate la covata con la varroa, dopodiché liberate la regina dal barattolino che l'avete messa dentro, aspettate 4 giorni, 5 giorni, gli si fa il trattamento, quindi la famiglia è già organizzata, c'è già la covata, quindi diciamo ha un atteggiamento diverso rispetto a un acido che la disorienta. Aspettate ancora 3-4 giorni e dopo gli si può, così intanto loro si asciugano, tornano per 2 giorni, sono imbattonite, poi tornano vitali di nuovo, gli si mette un bel pacco di candito, in maniera da spingere ulteriormente la ripartenza della covata, e dopodiché le si può lasciare tranquille per 25 giorni. Se uno ha dei dubbi può, anche se hanno il candito, controllare che la regina deponga, questo dopo il trattamento chiaramente, perché il trattamento è un momento abbastanza critico. Può succedere che per qualche motivo che io personalmente non ho ancora capito, anche regine buone, le api fanno le celle per sostituirle. Immagino che sia per l'effetto dell'acido ossalico che crea, secondo me, qualche danno anche alle regine. Però capita qualche caso, insomma. In quel caso lì, se hanno la cella per sostituirla, la regina continua a deporre, magari un po' meno, però fanno la cella e la cambiano. No, perché normalmente è una sostituzione per regina che ha avuto dei danni. Sì, no, normalmente ne fanno 1 o 2, anzi ne fanno 1 o 2 distanziate, cioè ne fanno una, poi dopo 2 o 3 giorni ne fanno un'altra, quindi loro lo fanno proprio come sostituzione, non è scematura. Però capita ogni tanto, chi ha tante api se ne accorge che qualche regina fanno la cella per sostituirla. Normalmente se la regina sta bene, se non ha avuto contatti troppo violenti con l'acido ossalico, continua a deporre e allarga bene la covata. Chiaramente adesso
Se si lavora con regine giovani è un discorso, se si lavora con regine che possono avere 2 o 3 anni, il problema diventa più complicato, perché chiaramente quando si mette la regina in stress, più è vecchia e meno lo sopporta, quindi può morire o comunque essere soggetta a sostituzione. Non c'è il caso di sciamatura, insomma. No, no, assolutamente no. Una cosa, il favo prescelto per fare il blocco di covata, ha senso togliergli gli api Fatele dentro. Sì, prima del trattamento? No, il favo del blocco va sbattuto dentro e poi bruciato. Prima quando fai il trattamento, quando lasci gli api, li lasci? Beh, quando il trattamento viene fatto in assenza di favo, viene fatto dopo che si è tolto il favo. Quindi la famiglia è in questo stato quando uno fa il trattamento. Chiaramente quei favoli li abbiamo già sbattuto e tolto. Quando si tira sul favo, le api le si lascia sul favo. Quando si tira sul favo vanno le siate, perché noi quando lo appoggiamo la regina senza api si sbanda, no? Mentre se ha già le sue api che coprono il favo, la metti lì e sta lì tranquilla e continua la sua deposizione. Questo all'inizio però. Questo all'inizio no, aspettiamo dalle siate. Vanno lasciate. Sì, esatto. Quando invece fai il trattamento finale, hai già smontato tutto, già messo via il favo vecchio da bruciare e fai il trattamento. L'unica cosa, scusami, Francesco, l'unica cosa che può succedere è che alzate il favo lì per cercare la regina e non la trovate. Guardate una volta, 2 volte, 3 volte, non c'è. Guardate bene negli angoli del coprifavo, ma se non la vedete andatela a dare sotto. Sicuramente, siccome che si smagra leggermente, si smagra, e magari ha trovato le scude regina che pulendolo avete fatto un po', è passata, andate sotto a guardare se trovate qua covata. È uno scudo regina che ha 30 anni, anche di più. Se trovi covata sotto, devi che si è buttata dentro lo stesso. Che caso dite che presso che ha fatto il lavoro tutto per niente? No, qua ha fatto le battaglie con le scudo regina, poi può capitare che c'è qualche bastoncino che leggermente io li controllo, però ha fatto avere quindi di sotto, si vede, no, che se la regina se le ha nuove non c'è problema, se uno ce le ha vecchie come sono scritto, se la regina trova per esempio una barretta leggermente sforzata, passa sotto. Quindi quando voi togliere il favo di covata vedete che non ci sono uova, non ci sono larve, non ci sono niente. Oppure c'è un po' di covata che deve nascere, però non ci sono uova e larve. Quello vuol dire che la regina è passata sotto. Allora, se la regina è morta trovate le celle, se invece è passata sotto non trovate niente, trovate solo che manca la covata. Se è passata sotto, molto probabilmente avranno già cominciato a percolare la covata, e quindi in quel caso lì, che è uno degli incidenti che capitano, non c'è alternativa, gli si mettono 2 stecche. In quel caso lì vanno usate le stecche, perché non ha senso rifare il blocco. La regina fa la sua covata, le stecche fanno il loro lavoro, però noi facciamo questa operazione per, diciamo, eliminare il più possibile intervento chimico pesante dentro le famiglie. Ma sono casi, capitano, su scude regina nuove non capitano su quelle vecchie. È importante quando cercate la regina, siccome che le api riempiono il coprifavo qua, quindi stare attenti, perché lei corre sempre lungo gli angoli del coprifavo. Dovete essere certi che c'è, perché se ci sono le uova sicuramente c'è anche la regina, quindi o è dentro il coprifavo, prima si guarda questo, dopo la si cerca nel favo del blocco. Prima sempre il coprifavo bene, perché qua ci sono tutte le piccole con la regina, perché l'unica covata che hanno in quel momento lì è sopra. Quindi tutte le piccole vengono sopra. Perimetrale, continua a correre. Bisogna stare un po' attenti. Poi ci si fa la mano, uno prova una volta, 2 volte, poi vede che funziona, insomma non è una roba complicata. Tornando al riepilogo, dopo 25 giorni si può cominciare con l'alimentazione liquida, non prima, perché l'alimentazione liquida cos'è che fa? Stressa le api, e quindi si rischia di ammazzarle prima che siano riuscite ad aprire una bella quantità di covata. Quindi il candito serve proprio per quello, per alimentarle, stimolarle a far covata, senza che si stressino troppo. Stiamo lavorando con api
che abbiamo bruciato con un acido. Abbiamo bruciato la varroa, però abbiamo bruciato anche le api, quindi sono molto più deboli rispetto a una cassa normale. Quindi nel momento che andiamo a operare bisogna rispettarle al massimo finché nascono le api nuove. Quando cominciano a nascere le api nuove, in quel momento lì si può riprendere l'attività normale di controllo e di alimentazione se serve. Lascio a te. Scusami, allora, se prendo io delle casette non trovo la regina e devo fare il trattamento, no? Posso fare, non so, quelle che ho trovato la regina, l'ossalico, oppure l'altro poi... Ma perché non trovi la regina? È perché non sono capace, non so, non la vedo. No. Cioè non la vedo. Ma che succede anche a noi passare una cassa 3 volte. 3 volte. Allora, il giorno dopo delle volte. Cioè torno il giorno dopo. al limite, sei appena cominciato, lasciala lì perché sarà su la parete o sarà su un angolo, non l'hai vista, fai le altre, poi torni indietro, ti assegni qua e lasci il coperto più alzato, perché sarà sicuramente sulla parete. E qualcuna scappa sempre. Allora si lascia la cassa segnata, poi si torna indietro e si ricontrolla. Chiaramente se non sono marchiate è difficile per tutti trovarle, perché o le becchi lì subito in mezzo alla covata, quando vanno in mezzo alle api è molto più difficile che non quelle marchiate si vedono bene. Quindi, però se uno diciamo, vuole lavorare bene dovrebbe trovarle tutte, perché l'alternativa è a queste fa il blocco e quella lì mette le strisce, però quella lì è molto forte e mette in pericolo tutte le altre, perché le altre quando tu gli fai lo salico le riduci di numero e anche li indebolisci, mentre quella lì va via tranquilla e quindi devi stare un po' all'occhio. Casomai lo si fa il giorno dopo, cioè non è che un giorno di differenza fra l'una e le altre cambi molto, insomma, visto che abbiamo già 4-5 giorni diciamo, di elasticità dopo che abbiamo liberato le regine bloccate, quindi che siano 4 o 5 giorni va bene uguale, diciamo. Anche 3 giorni, no? Quindi uno le può trovare anche dopo 2 giorni rispetto alle altre. L'importante è che sia in simultanea. L'importante è marchiare le regine. No, è una proposta di marcare. A me è successo, marcando una regina, cioè, pensavo di averla ammazzata, insomma, era proprio rimasta ferma, immobile, morta, l'ho tirata via e l'ho lasciata lì, poi sono andato via e il giorno dopo sono andato a controllare, era più viva. Ma era sembrava proprio morta. È un shock normale, chi fa le regine le conosce bene, è un shock normale. In genere io lo tengo per l'ala e la soffio, perché lasciarla lì c'è sempre il pericolo di schiacciarla. Se va in shock basta soffiarla più volte e avviene, no? Come i gatti uguali. No? Per casette che sono sui 700 metri, no? Perché adesso nel periodo che diceva, immagino si riferisse alla pianura. Ecco, se siamo su a 700 metri, come ritardo rispetto al fatto che diceva metà luglio, poco dopo, quanto possiamo andare avanti? Perché poi c'è sempre il dubbio di posticipare, però dopo la stagione è più corta e quindi magari ci si trova un po' in difficoltà. Quindi lì com'è che si può magari giocare? Diciamo che a metà luglio, per esempio, quest'anno il castagno è già finito bruciato. Quindi già a 700 metri non c'è più niente, a parte forse un po' di prato gli altri anni. Quest'anno non ci sarà neanche quello perché la siccità che c'è. Quindi finito il raccolto del castagno, se non c'è il castagno può cominciare. Noi in campagna, io comincio domani, dopodomani, perché non ha senso tenerle là a far niente, si anticipa l'operazione, anche perché con il caldo così loro tenderebbero spontaneamente a ridurre la covata. Quindi tanto vale farlo quando la famiglia è ancora bella attiva. Quindi se a 700 metri adesso per esempio non lavorano più, togli i melari e puoi già cominciare. Quindi insomma, soprattutto per quest'anno non c'è tanta differenza insomma di tempo, voglio dire. No. Ma anche gli altri anni, voglio dire, perché poi loro in alto smettono prima la covata, quindi tanto vale casomai anticipare di una settimana in maniera da fargli fare almeno 2 bei turni di covata, che sono tutte api invernali, quindi invernale delle famiglie. Dopo in novembre poi si fa la pulizia col sublimato, però intanto l'importante è arrivare con le api invernali con poche varroe, insomma 30-40, è un numero che non infetta la famiglia. Ma prima diceva anche che è meglio appunto farlo contemporaneamente su tutte. Se io ho una casetta che è un po' debole
e l'altra invece è bella solida, no? Il rischio è che se la faccio su quella, adesso ragiono da ignorante, se la faccio su quella forte e l'altra no, magari quella forte diventa debole, sì, non so se partono i meccanismi che È dicevo debole, prima. non vede se è un sciametto, il blocco di covata, in genere non si fa, gli si mette un paio di strisce. Ah, ok. Dopo invece, quando se uno vuole fare bene le operazioni, quando è i primi di novembre, le ingabbia tutte le regine in maniera che tutte siano senza covata. A quel momento lì uno le mette pari perché fa il sublimato a tutte e quindi tutte vengono pulite. Perché con le strisce funziona o non funziona, non è che puliscono poi, però abbassano l'infezione. L'importante è che arrivino con le api invernali poco punte a novembre, quando si fa il sublimato per la pulizia, diciamo, più importante. Quindi sarebbe Mari, adesso si può anche usare le strisce, dico così, se non sono proprio Se pari. le famiglie piccole, dico sempre adesso di usare le strisce, perché no? Fare il blocco su una famiglia che magari ha 3 rosette di covata, così vuol dire togliergli il sangue, insomma, non ha senso. Però si può fare su uno sciametto ai primi di novembre, anche se è su 4 favi, si può mettere la gabbietta, mettere in gabbietta in mezzo, farli 3 sublimati controllando che non ci siano quasi più niente caduta, dopodiché nelle famiglie si possono lasciare, lo vedremo, fino a metà gennaio, mentre negli sciametti uno, finito i trattamenti, le può liberare, ma tanto arriviamo a fine novembre, primi di dicembre, quasi mai i sciametti partono con la covata. Le famiglie sì, partono con la covata, ma i sciametti quasi mai. Quindi se in un apiario abbiamo arnie col blocco e nuclei con le strisce, quando è ora di trattare, lei consiglia di fare il trattamento su tutti, anche sui nuclei? No, Oppure no? se gli sciametti che uno ha fatto hanno le strisce, non serve fargli uno Sì, sadio. però per indebolire anche loro. Ma insomma, adesso no. Cioè, io parlo di famiglie che adesso hanno, cioè, famiglie con 8 favi di covata e la barba fin per terra, è un discorso. Una famigliola su 4 telaini è un altro discorso, quella lì non andrà mai a saccheggiare una casa che, anche se è indebolita, comunque è una casa che ha un bel po' di api, insomma, quindi l'importante è pareggiare il trattamento in novembre. In novembre sì, andrebbero tutte trattate in assenza di covata, in maniera da partire bene per la stagione successiva. Perché la varroa c'è, io ne ho già visto in giro, mi hanno telefonato gli apicoltori, cioè, quindi non è che è un discorso che facciamo così. Se è tenuta sotto controllo non crea nessun problema, uno arriva adesso con le api che sono belle sane, però ce n'è che sono arrivati adesso che hanno già le api con le ali rovinate, quindi già con un'infestazione bella elevata, con un rischio, poi le famiglie sono a rischio quando cominciano a essere le api con le ali rovinate. È un virus che le rovina, insomma. Anche sulle casette che magari si sono fatte le arnie da una settimana, le regine da una settimana, dove non consiglio di fare un blocco? No, lì se hanno regina nuova gli fai uno salico quando comincia a deporre. Normalmente noi siamo dopo, dando a regina dopo 3 giorni, dando a CE dopo 3-4 giorni dal fatto lo sciame. Quando comincia a deporre, la covata è nata tutta, uno le sorveglia un po', quando cominciano ad avere le larve di un giorno o 2, che la regina è già bella grossa, quindi sopporta anche il trattamento, facciamo lo salico, i sciametti, e quindi non vanno più toccati, a parte che sono sempre separati rispetto alle famiglie in produzione, perché andrebbero sempre comunque tenuti distanziati e non come si vede una cassa, 2 casse, uno sciame, un'altra cassa, un altro sciame. Le operazioni lì non andrebbero mai fatte perché non si riesce a operare in maniera uniforme e anche loro spesso tendono a far pulizia dei più piccoli, quindi uno può fare anche 10-20 sciametti, ma li fa a lato, separati dal gruppo di casse. Poi il buco lo chiude quando i sciametti sono trattati per l'invernamento, in quel momento lì può chiudere i buchi nella postazione, ma prima no. Ok, ma se non siamo arrivati a fare il trattamento prima della regina del E allora bisogna mettere le strisce, sempre le strisce, non c'è alternativa. Se non soffre troppo. Sì, perché famiglia piccola bisogna lasciare fare la covata, no, c'è alternativa. Cioè deve fare almeno 3 belle rose di covata così, per dire che è uno sciame. Cioè io posso invernare con uno sciame, con una rosa così di covata, però
bisogna saperci fare, insomma, altrimenti si rischia che la tale. Se si ha la possibilità di avere più apiari, è meglio avere le arnie da trattare tutte su un apiario e le arnie con le strisce tutte in un altro. Sì, esatto. O comunque sempre non fremischiate. Non tutti hanno due postazioni, però se uno si fa delle famigliole, le fa a lato 10 metri più in là, in maniera che siano separate bene. Io ho ancora un melario, l'ultimo melario su, che non vale la pena smelare e non voglio rompere troppo le scatole a Gianni perché devo andare in sede a smelare. Posso lasciarlo? Posso lasciare il miele alle api facendo tutta questa cosa? In quel caso lì il melario, se ha 2-3 kg di miele, è una rompitura, quindi andrebbe comunque tolto. Poi quel miele lì può essere riutilizzato andando verso l'inverno o in primavera come stimolo, perché operare, fare blocco, se c'è importazione è un discorso lasciare il melario, ma se non c'è importazione il melario rende solo difficoltoso, poi uno mette miele esposto al momento di crisi, c'è il rischio che vengano le altre e cominciano ad annusare miele, c'è il rischio di saccheggio e quindi difficoltà a fare tutto. E quando cominciano a essere agitate non si trovano più regine, non si riesce a fare più niente. Quindi bisogna essere prudenti al massimo perché siamo in un momento di crisi, siccità che andrà a peggiorare, quindi tutto quello che crea traffico ulteriore meglio toglierlo. Poi sempre quel miele lì farglielo mangiare più avanti, per esempio mettendo un melario vuoto e quello con un po' di miele sopra, loro se lo portano giù quando comincia dal verso del tardo autunno, quindi lo utilizzano comunque, però finché fai il blocco va tolto tutto. Lo lascio al fresco nell'aria? Sì, lo tieni, non in camera, però tieni in cantina, in cucina. No. Era approvata? No, nell'aria col miele ci vuole tempo che faccia le tarme, se presumo che mai sono tutti miliari con materiale nuovo, che non hanno avuto covata, quindi sono melari che ci vuole tempo che facciano le tarme. Se è un melario vecchio che ha avuto covata, fa le tarme, ma se uno lo tiene in cantina e gli dà un occhio ogni settimana, no, c'è niente. No. 2 settimane ho fatto le tarme. Ma erano tarme vecchie quelle. C'erano le uova già da un bel po'. Mi sembra che sia rientrata, però. No, le api si lasciano comandare, non c'è problema. E componevo. Ma dopo se uno cambia la cima con un'altra marca, si accorge che magari non ne va bene o bisogna sempre usare la stessa marca? No, non provare a marca che non ti muore l'uomo. No, c'è così tanto di più. Quei 3 che rimangono si attaccano alla retina e quando è buio le portiamo a casa. Si attacca davanti e resta lì per chilometri e chilometri. No. Mi ha telefonato un amico stamattina da Sicilia, mi ha mandato le foto di melari proprio belli impaccati. Ha detto che lui c'ha il cambio con la gru, anche adesso che sono 40 gradi giù là, gli fa un bel po' di fumo davanti finché con la gru tirano sul bancale di 4 cassetti, le caricano e poi vanno, fanno la barba bella davanti sotto del vino e vanno. Naturalmente devono stare all'occhio perché se uno va sul traghetto e lì ci sono tutte le luci, allora non funziona. Adesso non ci possono più andare perché non possono andare da Sicilia alla Calabria o dalla Calabria a Sicilia per via del ciclo umido, quindi quando le caricano vanno sempre in zone, diciamo, dove senza fermarsi praticamente le scaricano direttamente, quindi al massimo fanno un po' di barba attorno, però non si surriscaldano come quando sono chiuse 40 gradi è problematico trasportarle, perché si sentono chiuse, vanno in agitazione e la ventilazione serve a poco
è che il fatto che quando loro vanno in agitazione producono calore e non riescono a smaltirlo e quindi tendono a soffocare per mancanza di ossigeno e anche perché sfondono i favi. Cioè, a me è capitato anche con un altro qua vicino, che se uno le lascia chiuse vanno in surriscaldamento, vanno oltre i 60 gradi, loro soffocano per mancanza di ossigeno, però nel contempo fanno così calore da fondere la cera e i favi crollano. Aperte non succede mai. Dimmi una roba, mi sono dire che adesso che ne ho 4, che non è melario, io sono dalle attivo, è male, e io sotto in testa su. E ora devo cambiare la regina. Le piene di miele, foglie, covata, non che una cella libera. Devo cambiare la regina. Devo cambiare la regina. Sì. No, ci sono delle regine che tendono più a fare le scorte che non portare sul melario. Ci sono quelle invece che non tengono niente sotto e portano tutto sul melario. Sono problematiche tutte e due, no? Perché quelle non fanno un tubo, quelle altre fanno un mare di miele, però dopo bisogna stare attenti perché vanno alla fame. Ecco, il problema, uno deve scegliere che tipo di regina e poi adattarsi a vedere. 4 se tanto, c'è il 40% che lo va a menario. Quest'anno vuol dire che fa più caldo. Pensavo che gasta male, noi abbiamo una cella libera. Potrebbe anche essere, però il miele quando si amano non lo fanno. Quindi potrebbe, perché capita che sia vuoto. Però è proprio una caratteristica genetica a tutte le aree. Chi che fa regine prova vari ceppi si accorge immediatamente che sono quelli che tende a chiudere e sono quelli che porta su tutto, porta su anche il scopo. Però ripetiamo tutto adesso si deve adesso però l'attaccamento giocovata penso che ormai avanti proprio alla perché evidentemente il tempo del gioco deve essere Sai che non vede più api fuori, eh? No, c'è l'altro estivo e l'altro invernale. Sì. L'altro estivo e l'altro invernale. Esatto. Portassi l'altro estivo, io c'erano perché c'è caldo, fanno dici mai poi il cassetto e la cicassetta. Già tolto tutto. Basta, me la porto vicino, io non gliela tolgo. Siete in diretta, eh? ho paura che sull'acqua invernale perché vedo fuori che il tempo insomma grossi sì ho paura che ho fatto quella Però il portico dentro la fassa in chiusa che accanto quando che si mette dopo provato questa parte non è che si è chiusa adesso lo rifermo lo vediamo più alta. Allora non è da tutti i giorni di andare in apiario, da tornare a casa, portarla qua, aprirla tranquillamente. E avevi visto che via vicina a un'arnia, senza maschera, senza guanti, senza niente. Beh, appunto, perché dopo appunto 3, perché dici cattivo proprio usi solo i cattivi. Gianni dovrebbe a testa.
potuto perdere. Allora, che se sa un dubbio, una domanda di dubbio che non resta forse capire bene tutto il procedimento, però è meglio che se non resta chiaro, è colpa di Francesco. Se non resta chiaro la spiegazione di come fare, o se avete altre domande di dubbio, siamo qua per questo, nei nostri limiti potremo anche spiegare il tutto. Domanda della sua, rifà la domanda per me. Come chiudere copri. Allora, facciamo un piccolo ripasso dalla partenza. Blocco covata orizzontale, col telaio orizzontale, blocco covata attivo. La prima cosa importante, dovevo trovare la regina, perché siamo in un periodo che regine non ce ne sono, salvo che qualcuno ne abbia le regine sue se ti scorta casa, ma regine da comprare raramente in quel periodo si trova. Quindi la prima cosa che gli altri devono mettersi in testa è quella di cercare la regina, fare come ha fatto Campese prima, Francesco, logica non con quella gabbietta lì, piuttosto con questa, se uno non ha manualità nel prendere in mano la regina, con questa, gli altri trovate il telaio con la regina lì, no, piano piano la chiudi, la regina rimane dentro, fare attenzione di non schiacciarla e dopo la metti sul taschino e è a posto. Neanche usiamo il bigodino perché il bigodino se va meglio, farlo da fuori, tutte che robe lì, però puoi usare anche questa qua. Quindi, ripeto, la prima cosa importante è trovare la regina. Quando mi sto passando i miei telai per trovare la regina, no, perché puoi trovarla sul primo o secondo, può essere anche sull'ultimo, passando per trovare, cercare la regina, metto in memoria anche, perché per forza per cercare la regina devo per forza toglierlo, e metto già in memoria quale che è il telaino più ideale da scartare, vecchio, rovinato e che abbia, soprattutto che sia vecchio e rovinato, dopo che abbia anche un po' di covata percolata, un po' di covata fresca, ma che sia anche un po' libero, in modo da dare possibilità alla regina di deporre. Li passo e lo trovo sull'ultimo o sul penultimo, però cosa ho messo in memoria qua per il telaio, me lo ricordo, terzo, quarto, quinto, quello che è, prendo il mio telaino, prendo la resina, una volta che ho trovato la resina mi sono tranquillo, la ho qua in taschino, ricompongo tutto quello che ho da ricomporre qua, naturalmente manca un telaio, giusto? Giusto? Manca un telaio, rimetto dentro il nutritore, quindi vado già su 8 e non più su 9, metto le screw di resina, metto questa cornice, che è l'unica cosa che ne altri non avevo in dotazione, perché tutto il resto lo avevo già. Chi fa apicoltura, tutto il resto lo ce l'ha. Questo qua non l'abbiamo. Lo trovate in associazione oppure uno può farselo, insomma. Una volta fatto questa operazione, vado a mettere il telaio, quello rovinato, quello che ho deciso da mettere qua sopra. Prendo la regina, in 2 secondi la regina va fuori, basta, sono a posto. Ricordarsi la regina però è... Non ridere. Non ridere, capita che ha sottoscritto, almeno una vergogna mia, capita, e adesso fai a cassa seria perché magari 2 bigodini, 3 mogliette.
Oggi faccio, piccola parentesi, oggi controllo dei casse, trovo una regina celeste del Campese, perché come anche marchia Campese e che ora che è Campese è diverso del celeste se trovi un'associazione che lo si fa i colori. Cacchio. Celeste. Parla. Questa brava adesso. Teari bene, bei piedi di covata, no? A me dispiace che parla. Vabbè, la ciappa metto solo la gabbietta e dopo adesso ho finito la fila e adesso qua a Cassa Zero, poi vuoi segnarmi che era orfana, no? Sono qua a Cassa Zero adesso, non mi ricordo più qua che era la cassa perché... Sì. È la cassa con la puntina celeste. Perché quando andiamo una casa orfana, manca regina, cambiamo regina, che facciamo un segno, ognuno farà un segno, non so, andiamo come fa anche lui, un rametto, qualcosa, un po' d'erba sotto che avanza fuori, e il mio, e noi dove se la trovo, dico un altro sistema che ogni armia con un cartoncino dentro e mi segno tutto, e mi segno la regina, il colore che ha, mi segno da dove che viene, tutto quanto, adesso può passare i cassi, devo trovare il cartoncino con scritto celeste, devo trovare, chiuso la parentesi. Quindi, se mi va a questo punto, poi una regina, e chiudiamo, invece di chiuderla così, per creare questi 5 centimetri qua, più questi 5 circa, e questi, creiamo 10 centimetri di vuoto. D'accordo? Qua il foro naturalmente è chiuso. Abbiamo creato 10 cm di spazio. Cambierà poco, ma cambia in temperatura. Una cassa chiusa completamente così, soprattutto se è proprio esposta al sole. E l'ultima operazione è quella qua. Quindi qualcosa sfiata qua, ma soprattutto qua davanti sfiata un po' di calore. Se viene un colpo di vento. Se viene un colpo di vento, o del vento, il coprifavo, lo sporco del troppo, il tetto si attacca immediatamente. si attacca. Comunque quando viene un colpo di vento, è inutile mettere anche il sasso qua in cima perché il vento magari ti butta a caso. Ma quando viene un colpo di vento, se tu su, appena finire, se tu su la macchinetta e se va a fare un giro, non so, poi mi è sempre stato davanti alla televisione sul divano. Se fa un giretto, sì, puoi mettere il pareo, metti quello che tu vuoi, perché può succedere. Dopo dipende anche in che posizione che sei le armi, perché se è sotto una mura, sotto una riva, sotto un abbassamento del terreno che è un argine, meno facile che il vento ti alza. Dopo se vieni come 2 anni, 3 anni fa, anche carabetta su tutto, se ti trovi le casse in qualche parte, si sa fortunare, ecco mi rodoiavo per notte, pazienza, si vede. Una domanda, il coprifavo io lo verso, va bene anche metterlo adesso col caldo su tutte quante o a tutti chiedo. Te rischi solo che puoi tirare un po' di cera? Sí, en hipótesis, que es importación. Se è importazione, podría tirare un po' di cera qua. Potrei tirare se è importazione, ma ormai qua stagione adesso. 2 mesi fa, quando avevamo ancora i coprifavi roversi, perché siamo smentegai, guarda le foto, se io poi faccio vedere, guarda, costruivo in un modo allucinante, e lì è triste perché guarda che si smentegava di andare, perché devi stare, e lì è triste perché la regina dove sia? Può essere qua, o può essere sotto, quindi lì è a rischio di uccidere la regina. Comunque siamo arrivati a questa, dopo 20 giorni, 18-19 giorni, abbiamo l'operazione inversa. Molta attenzione a stare questo, perché sicuramente qua sarà tutto nero di ave, sulle pieghe. Quindi la prima roba da fare è alzare questo qua con tanta maniera, okay? E guardare bene qua se è la regina.
per qua la corre tutto attorno, la gira, guardare bene prima di sbattere e fare altro, guardare, una volta che si è abbastanza sicuri che non che sia, perché non si è mai sicuri, la vado a trovare la regina. Operazione opposta. Prima la cosa che abbiamo fatto sotto era quella di trovare la regina. Adesso prima di toccare qua vado a cercare la regina. Come diceva Francesco, de mattina di solito sopra, giusto? E del pomeriggio può essere sotto. Quindi con maniera, ecco che qua i guanti tu usi e buttei via, devi buscare il bisè con i guanti, no? Andare a... Va bene, perché voi manualità e voi sensibilità, se vuoi cercare la regina, già sotto, già sopra, faccio operazione inversa, le ingabbio un'altra volta, mi metto qua sul taschino, una volta fatto questa operazione qua, con questo telaio qua pieno di api, sarà pieno di covata o percolata, e pieno di varroe, pieno. Non stai, anche se qualcuno aveva detto, i principianti, tutti, sottoscritto per primo, quando ho cominciato 40 anni fa, buttare via i teari qua, i pieni di covata, teari nuovi. Perdi tempo e butti via scheda. Quindi si butta via anche legna forte. Se butti sul fuoco tutto quello che sta così, te che sotto tira via le basta. Quindi neanche sto qua, lo ciappiamo, lo mettiamo da una parte qua, scomponemmo il tutto, abbiamo già trovato la regina, però ripeto, attenzione, la regina perché è preziosa, perché non si trova regine, e cosa fate in questo periodo qua? Siamo già in un periodo, salvo chi fa regine che crea i fulchi, siamo già in un periodo che a salire un telaio con covata, ora che nasce siamo già ai 10-12 di agosto, fare una cella, fare qualcosa, che fa regina al 10, ora che nasce che regina è lì, andiamo fine agosto, che tutto va bene, fuochi non in altri. Se siamo avanti sto caldo qua, i fuochi stanno, elimina ancora prima. Bisogna cominciare a buttare fuori, c'è già meno covata del fuoco. Quindi scompongo tutto quanto, tappa la regina, la muoio lì e sono a posto. Guarda che dè un po' di mangiare se ha bisogno. Beh, dopo bisogna fare il trattamento. Sì, beh, d'accordo. 4-5 giorni. Sì, però in quel giorno lì se muoiono solo le regine, dopo 4-5 giorni, secondo moglie permettendo, o fidanzate, se fa il primo trattamento e lì si dà nutrizione, se ha bisogno, se dà, in ogni caso è meglio dargli, in ogni caso. Sì, il candito. Un pacco di candito, ma no 500 grammi. No, per qualcuno chiede che ho i miei pacchi da mesochio. Adesso ordineremo quel 2,50, Giovanna, ricordati. Sì, no, è già in ordine. Già in ordine. Cioè, quando neanche diciamo un pacco di candito, se parlo di chi è meso, cioè, no, non perdiamo neanche a tempo a mettere lì il pacchetto da chilo. Io metto il pacco di candito. Spiegare come metterlo magari, così, meglio Sì. sulle scudi regina, no? Sì. Nel periodo estivo. Periodo estivo, quasi tutti, tanti gas sulle scudi regina. Una volta che ho fatto il trattamento, passo sulle scudi regina, faccio il trattamento, ossia libero, faccio il trattamento e pacco il deserto. Perché se su regina? In macchina. Pacco del candito, gli altri lo mettiamo sopra i telai e non sopra il coprifavo. Quindi pacco del candito che fa un taglio centrale circa 10x10, quadrato 10x10. Mai ora che Perché gli altri lo mettiamo sempre lì. meglio torsione. Eh sì, soprattutto quando che fa freddo ancora meglio perché lì sta il caldo. Ma d'inverno sì. Adesso va meglio torso, invece andare su per quel busetto lì, io metto in cima qua. Posso pure cosa diceva?
Puoi mettere anche la cornice? Sì, qua viene la cornice, poi se poi salire su una cornice, ecco qua. Poi salire su una cornice. Questo qua è il nostro pacco da 2,5 kg di candito. Facciamo un taglio qua centrale, 10x10 circa, poi mi sta a misurarlo. Se è tanto caldo, io medio dritto. Col taglio in su? No, se è caldo, sì. Col taglio in su, sì. Per evitare che corra tutto quanto sotto. Il vantaggio della sarga è anche da escludere resina, per essere che in caso di fare un'ispezione, mi alzo il tutto, mi do una parte e posso fare qualsiasi altra operazione qua di controllo, di trattamenti o di altre cose. Se ne altri lo mettiamo in cima qua senza escludere resina, questo mi lo vieta, oppure se è più limitato. Comunque e lo versiamo così. Poca scorta si mette. Ma guarda, dopo il blocco, Paco e Candito, Sì, perché ti stimola la deposizione. stimola la deposizione, stimola tutto quanto, e di solito, salvo perché c'è tante scorte sotto. Prima dicevo, sentivo uno che diceva che non essendo il suo melario, e sotto intasà, covata e intasà di miele. E lì può essere diversi fattori. Prima cosa da fare, se consiglieria cambiare la resina, no, Francesco, perché può essere benissimo delle resine che per DNA su e no, spinge da su. Qualche don le stringe un attimo e mette magari il telaio pieno di scorte e lo mette di là del nutritore del diaframma. Prov'è? Si prova. Ma perché quello pieno si mette del lato del diaframma? Perché si nutre meglio di quello lì? No, perché parliamo prima di arrivare a questo punto qua. Perché ne va su a medario? Quando se non arriva su. Perché ne va su? E sotto c'è pieno. Perché in che modo lì ti costringi da su per creare spazio sotto. Dopo o te leghi la resina per la gamba e altre ave, non lo so, o ti accoppi su o ti cambi la resina perché... Quando ti cambi resina, bisogna farlo un paio di giorni prima di metterla. Io oggi ho buttato dentro una resina, tira fuori da qua, butta dentro da là. Guarda, tutti Giovanni. Però verosimilmente, puoi dirlo? Francesco? Non so che deve dire. Non so, se ti sei geloso. Io c'è la resina, ho detto sono barato di miele. Ho detto sono barato di miele, poi sto detto che poi c'era io tiro su la resina tutta piena di miele, ho messo dentro. Insomma mi avevo buttato dentro, ho segato tutte le pianate di miele, respirava perché si muoveva, messa dentro lì e avevo cominciato a leccarla, ciucciarla, farla e aveva accettato. Sì. Adesso queste cose battute siamo qua. Siccome che a serata per forza deve arrivare alle 11, siamo via, c'è ancora qua. Quindi dopo passiamo ai basetti più tardi. Quindi l'ideale è quello di aspettare un giorno o due che perda poi i feromoni che invece si potete nuova. Dopo guarda, succede di tutto. Piero, quante regine sono a casa? 6 regine su una casa, ma è stata accettata. E allora in quei casi qua va male uno e va bene che altro che fa regine. Di che colpa che a casa io, no, siete colpa regine, chi colpa a casa? No, magari sta a cea. Lo possono vedere la carta che metto su Cioè, non mi sono stata a casa della sarella. Allora, dicevo che aspettare un po' di giorni sarebbe la regola di aspettare. Però, ripeto, 6 regine che
qua prima. E come a comprare la cassa con tutte le ave dentro cos'ha? C'è un puntiglio, cos'è capitato al mio con Michele? Tre regine Anche se ti fare cambiare l'autore. E anche il giornale lo usiamo soltanto quando che dobbiamo dire dei casse in certi periodi, dopo il menario e là in sopra con il giornale fa unire una cassa come effetto. È una cassa debole, due casse deboli ti conviene unirle perché due casse deboli ti rischi di perdere tutti e due, tanto vai a unirle. Quindi sappiamo due melari, uno sopra l'altro. Finiamo qua il discorso. Abbiamo capito fin qua tutto chiaro, abbastanza chiaro, ripetiamo. Quindi l'esclude regina lo lasciamo su per fare il trattamento, per fare l'alimentazione. Poi abbiamo assunto tranquillamente anche questo, altrimenti dovremmo versare perché stare al pacco, per forza, no? Perché stare al pacco neanche non come possibile, quindi dovremmo per forza metterlo verso. Però se abbiamo la cornice che abbiamo fatto i trattamenti, poi massarla su tranquillamente qui, potremmo mettere anche questo valo verso, oppure possiamo metterlo anche dritto, non cambia niente. Quando che dopo sarà il momento, andiamo a tirare via tutto quanto e ricomponemo tutto quanto il discorso. E qua siamo nel periodo luglio-agosto, blocco covata si fa in luglio. Altri sistemi, abbiamo visto prima che se una cassa è debole non si può fare il blocco covata perché perdiamo 30 giorni, quindi sa che se poche ave dentro, poca covata, si riduce al massimo e andiamo contro l'inverno. Quindi non abbiamo la possibilità di quella cassa lì la riprenda da parte. Chiedila proprio. Quindi in quei casi lì che abbiamo le casse o i nuclei, il nucleo non si può fare il blocco covata perché si sa deboli, quindi l'unica cosa è le strisce. La maggior parte usa queste. Trazzo. Trazzo. È maso di Amitraz. L'associazione le regaliamo a 25 euro il pacchetto. Ma le strisce vanno messe sopra. La striscia è una striscia di plastica, insieme si apre do recette, do qualcosa, non so, e sulla cassa normale che potrebbe succedere, come ho detto prima, che la regina passa sotto perché si smagrà o perché le scudi regina le sta rovinando, oppure perché ha 30 anni come quelli che ha spiegato Francesco, che forse di Natale qualcosa può succedere e la regina si smagra qualcosa o una regina un po' più difettosa, potrebbe passare sotto. A quel punto lì siamo troppo avanti in questo gioco, non si può più ripetere e fare il blocco di covata. Bisogna che facciamo forse il trattamento a tampone con le strisce. Allora, se è una famiglia normale, due strisce, una la infiliamo qua e una la infiliamo qua. Le strisce così le va in fondo, in cima le due linguette, due cose che si apre, si schiaccia e si appoggia qua, e quindi una qua, una qua. Qua e qua, insomma, cambia poco. Si lascia lì 40 giorni, dopo 40 giorni si toglie e nel frattempo sul cassetto sotto si verifica quanto materiale viene sotto. Però una volta messo in strisce che vengono poco e tanto, non è che se viene tanto che metto a do subito, perché l'effetto è qui. Quindi conviene chiudere sotto, anche se si cade. Ecco, il chiudere sotto e essere aperto sotto. Ma controllare la cosa. Sì, lo chiudo dopo.
Nei nuclei, parliamo dei nuclei o sciami grestapati o nuclei, parliamo che siamo su 5, quindi siamo fermi qua, questo è il nucleo, quindi basta una striscia sola. Mettiamo una striscia e siamo a posto, cioè 6 40 giorni. Dopo 40 giorni andiamo via, tanto andiamo verso l'inverno. Se come fa tanto caldo adesso, Fresca che tanto freddo quest'inverno, le regine va in blocco di covata e quindi neanche fine novembre, più o meno metà novembre in poi si verifica, si controlla, si vede quanta covata che c'è sotto e se fa freddo la regina si blocca e lì è il momento da pulire completamente con bel trattamento, allora non più gocciolato ma il sublimato. In associazione, per chi non sapesse, abbiamo anche la macchina che diamo fuori a noleggio per fare il sublimato, perché uno che ha 2 o 3 casette spendere 300-350 euro della macchinetta. Sì, beh, che è più semplice lì. La prendo, non posso vedere la uomo in macchina. Ho tutto il magazzino. Che è più semplice, che è più semplice del coso qui del Treviso, Catapan, ecco, studenta lì, no, qui costa 100 euro, circa 90, 100, 110 euro, ma ecco, lì l'avevamo cammin, perché quando avevo cominciato a parlare cammin, però lì non avevamo nessun controllo, non sapevamo la temperatura che va su quando fa la trasformazione dall'acido solido passa in liquido, fa vapore, non sapevamo le temperature, non sapevamo niente, no. Però uno che ha 3 casette di solito spendere, visto le ore che odio, no? Dicevo prima. Guardi, circa 350 euro, 400 circa, più o meno come qua. Questa è la macchinetta, corrente 220, oppure vende anche il trasformatore, l'inverter, che si può attaccarlo con la batteria della macchina e venuto fare 220, queste 2 scudeline come queste, qua che avevamo un display che ne segna la temperatura, dovevamo aspettare che arriva a 210, 220, circa 200, 210, quando arriva a quella temperatura lì la macchina è pronta. Di solito in S2 di questi si riempie pari qua, è il dosaggio giusto, d'accordo? La macchina è pronta, mi segna la temperatura giusta. Non mi è duro, perché era cornetta col buco. Era cornetta col buco. Il mio è il buco. Piega il buco. Io però non l'ho... Da dietro, sì. L'avevo messa così solo per farvi vedere, perché oggi che non va via per davanti a fare il trattamento, no? Questo foro qua, d'accordo? Faccio anche che fa questa posizione, quindi il prodotto è ancora qua, non succede niente. In quel momento lì, quanti secondi? 5, 6 secondi, 7? 30 secondi. Mezzo minuto. Qua vedi il fumo di fuori dappertutto, sotto, sola, davanti. Comunque è tutto chiuso. Sì. Chiuso prima. Sì, sono prova delle fessure, no? Sotto per chiudere. Qua in cima è tutto chiuso. Dopo vediamo il discorso da sotto. Quindi vi faccio 2 di questi, perché dopo, quando mi sto qua metto da una parte la mesa da a 170, 165, 170 gradi, mi faccio il tempo con l'altro pronto, finché va su a 200 e rotti, mi preparo già il secondo, che sarà freddo un attimo, e dopo pronto,
e vado avanti con tutti i miei cornici e col mio foro. Se in due faccio loro qua, ti fai un macello, c'è che perdi tempo, Berzi, Sara, Alza, addirittura chi viene tante se dopo le due macchine, non si perde tempo perché vuoi un attimo che avvenga su in temperatura un'altra volta. Discorso del cassettino sotto. Chi dice di non toglierlo mai? Scusa, volevo capire una cosa, qui che è quello per fare il sublimato, che ha quello da batteria, classico vecchio, cuciaro, ma lo metti sotto davanti. Sì, anche qua se non te che foro te lavori davanti, sì. Però te capisci che lavorare davanti, il trattamento sublimato fino a metà di agosto. No, novembre, scusa, sì, metà novembre. Quelle temperature che va avanti adesso, c'è movimento e mi devo qua davanti a lavorare, anche la porticina su qua, anche se c'è nell'atto invernale, no, devo sempre sulla porticina lì. No, devi dire no. Ti alzi un attimo e ti alzi su, poi passa sul forellino qua, più o meno. Però che ti alzi un attimo, la sedura, intaccata, tutte quelle robe lì. Comunque, avendo la cornice del blocco di covata, te fai la sua cornice del blocco di covata e te fa anche fa da tutto con questo. No, ma sì, ma avendo l'altra macchinetta quella vecchia, quella macchinetta vecchia, c'è dopo che sì, che ha un cucchiaio, una scudellina, sarà 4,5, mi sembra che sia. Devo metterla davanti per forza. Ma va dentro tutta o c'è solo il consumo? C'è solo quale? Il cucciaro vecchio? Va dentro fin che crea la macchinetta, perché dopo diventa grossa così. E non puoi passare. La scudetta va tutta dentro. La scudetta va tutta dentro, ma se è lunga così. Perché la cucina muore di api, nel senso di anche fuori, nel senso c'è quanto dentro va dentro. Tutta. Scusa, le api si attacca o no? Siamo in novembre. Ma se anche lui si attacca, non che mia, sì. Ma siamo in novembre, non che mia è tutto il movimento del luglio o giugno, le api di tutte quante su, qualche d'una si brucia, una, due, e come comincia a fare fumo, non che piace il calore, no, quindi si muove, una, due, si brucia, così, se non siamo dei verdi. Una domanda. Ho letto un forum, perché su un forum su internet, uno va a sudare un trentino e aveva tagliato il fondo per dietro, aveva passato, iniziava per dietro, praticamente tirava dietro un fondo, la terra e lo faceva da sotto. Lui ha detto che si trovava bene. Sì. Io te fai l'uso perché io ho avuto fatto per le casse. Allora, mia certe casse, chi è presente che sotto che c'è la rete, e proprio, a volte la secca sporca proprio esage, quindi può essere anche ridotta, dopo non tutte quante ha la rete sotto. Qualcuno lega una feritoia così da rete e basta. Quindi, allora, all'inizio, quando usavo quelli con scuderetta, ho fatto un taglio di drio sopra alla rete, tra la rete e i telai, che se lo spazio, che ho fatto 1 centimetro per 4,5, che essere la misura che passa giusto scuderetta lì, e dopo che ho fatto la mia ring che si chiude, no, perché per lavorare da dietro, per non essere davanti, e così è abbastanza chiuso, perché se lavori davanti, qualsiasi prodotto che fassi, qualcuno direbbe, era un straccio umido, bagnato, e chiudere lì davanti, essere chiuso in modo che tutto il vapore, tutto il gas che c'è dentro va in giro. Però vi assicuro che facendo questa macchinetta qua, darà una potenza tale
no? Che viene fuori a fumo da tutti gli angoli, quindi magari così come indicazione, non aprirla la mattina a cassa e dopo fare il trattamento, in modo che quando che la apri, se va a staccare, no? Lascia lì. Comunque, qua abbiamo il controllo, è molto veloce, abbiamo il controllo tutto quanto. Io dico a Scuderina, quando che gli altri mi dico che io il dosatore del prodotto, comincia già subito, bisogna essere veloci, se fai davanti bisogna alzare un attimo prima. Appena c'era e questo qua aveva una trentina di alveari e lui diceva che aspettava l'intervento vascolare, il vento che tirava verso sì, perché non ti viene dentro addosso, perché lo respiremo. Bisogna usare maschere. Bisogna usare maschere perché anche sui bracci, bisogna vestirsi guanti. Come diceva Campese prima, che è una linea, dopo tu ti puoi sperimentare, quello che diceva prima con spruzzino, buttare invece da siringa e spruzzino. Può darsi che funziona. Ho fatto il corso per la volta nel 2010 su Breganze e poi come quella volta come trattamento c'era l'ambiente montato e dopo acqua distillata e 30 grammi e spruzzare dopo per pavo. Sì, ma qui è nato il sistema. È nato il sistema ancora quello di spruzzare. Pensare cosa vuol dire tappare favo per favo, tirarli fuori e con spruzzino. Una volta si usava. Sì, ok, ma non è facile regolarsi quanta roba che ti butti addosso. A me avevano detto che basta, gli altri devono essere il livello di... Sì, però non hai il controllo che con la siringa ti metti 50 cc. Tutto il discorso. Allora, qualcuno diceva, allora, mi sembra che il Campese dentro le casse su e sotto siano tutte chiuse o quasi, Francesco. Sì, sia chiuse con una piccola frittura di 7, 8, 10 centimetri di rete e basta. Allora, diciamo, luglio, 40 gradi fuori, togliamo il cassetto sotto perché le respira di più. Qualcuno dice la semego, per quale motivo? Tutte domande che mi sento, no, e le riporto. Allora gli dice di lasciare il cassetto sotto perché le ventilatrici, ventilando, se sotto si è chiuso, la ventilazione viene su. Se no, ventilando, l'aria va fuori per sotto. La risposta, qualche cosa migliore, non lo so, però questo qui che usa le casse ancora chiuse sotto con una piccola feritoia così, quindi mi verrebbe da dedurre che è meglio lasciarlo sotto, in un certo periodo si lascia, perché te che il controllo della varroa, te che il controllo di tutte quante che cose lì. Francesco, ti hai detto un'idea, quale che sia la cosa migliore? Normalmente se fuori 40 gradi la famiglia deve rimanere a 35, se noi togliamo il cassetto entra aria a 40 gradi, quindi hanno il doppio impegno a ventilare e a portare acqua, perché sopportano un mare di acqua per raffreddare. Quindi non vedo la grande utilità, anche perché poi il cassetto è ricettato, cioè serve un cassetto ogni tanto per controllare la caduta. Per il resto il cassetto è un ricettacolo di immondizia e di parassiti, formiche, tarme, tutto. Le tarme piccole, quelle che rompono le balle, che si infilano in mezzo alla covata. Quindi poi uno si dimentica di pulirli, prendiamo quelli dell'apiario. Non sono mica puliti, hanno un dito di fango sotto perché uno non ha tempo di farlo. Se c'è un bel fondo di legno, che ottengono il lucido, propolizzato. Perché tutto sporco lo portano fuori? Fuori tutto. Quindi se devono ventilare, ho visto che con 5 cm di rete rimangono tranquillamente dentro, perché hanno la ventilazione che permette un riciclo perfetto di aria. Sì, sì, ecco. Poi d'inverno io ho dei dubbi sul cassetto di ferro, perché io ho messo sulla porta d'entrata il PVC e doppio vetro per ripararmi dal freddo esterno.
alle api non darei lamiera al loro contatto quando fa sotto zero. Perché è talmente freddo. Meglio il legno. Quindi, Legno, sempre legno. il cassetto è un'invenzione che è venuta anti-varroa, ma non per una frizione reale di gestione dell'alveare. Quindi adesso lo si fa normalmente, ma senza chiedersi perché. Si fa e basta, però in realtà... Se è caldo tiriamolo via, così passa aria, invece... Passa aria calda. Passa aria calda. Infatti, mia mattina mi alzo e tengo chiusi i vetri e vetri chiusi perché si apro con la sera. È caldo. La camera. Domande? Io mi domandavo, no? Quando si fa il trattamento con il gocciolato appunto d'estate, non so, adesso voi per esperienza, cambia qualcosa a magari fare il trattamento prima di rimettere la regina? Perché sto pensando così mi evito il rischio di scottarla magari. Quando libero la regina? Io ho ancora la regina nel taschino, sì. Ho smontato tutto, faccio il trattamento se lo subiscono le api sotto nel nido, aspetto un minuto e metto giù la regina poi. Cambia qualcosa? Prima abbiamo detto che liberiamo la regina, aspettiamo 2 o 3 giorni, perché si bilancia tutto dentro, si equilibra, si riprende possesso della sua casa, perché per 20 giorni è rimasta in una posizione che non è la sua. Sì, ok. Domandavo se cambiava molto così, perché tanto alla fine io le api comunque le ho bagnate, magari è vero, non sono organizzate come dovrebbero. Per 2 giorni le sei in coma farmaceutica. Coma. No. Quindi se neanche libereremo regina, si bagna comunque. Se bagna, regine bruciate, morte dal trattamento, in tanti anni qualche regina trova in mezzo alla feritoia, sì. Una regina, 2 regine che si passa sotto, sì. Però dal trattamento, perché dopo 4-5 giorni dal primo trattamento, se vi è tanta roba, te che fare il secondo. E prendere il secondo, la regina se dentro, non via trovare, togliere la regina, fare il trattamento, liberarla, fare la regina se lì. Quindi fra telaio e telaio si prende api e che c'è anche il miele che sporge leggermente, che c'è il suo passaggio e si prende api. Sì, quindi insomma il rischio è minimo, certo. Il rischio è molto molto basso che mi vada proprio non mi fare una seringa per la kawaii e buttare addosso tutto quanto la regina lì, o da gocciolarlo lentamente e quelli lì va basso e bagno le altre e si è risolto il problema. E comunque un trattamento o 2. Quando liberiamo regina? No, io dopo il gocciolato, una volta, no, 2 volte. Cioè, dipende quanta roba che viene giù. Se ne viene giù tanta, posso anche rischiarmela. Guarda che sono stati anni delle casse che nel vassoio sotto, adesso non lo qua, ma nel vassoio sotto, in corrispondenza della feritoia dei telaieni, c'era proprio un cordone dei varoe. Sono state delle casse che sta di anni particolari, non ha fatto effetto bene magari i trattamenti fatti prima, non so. In quel caso là, anche là, si può anche raddoppiare, insomma. Cioè, dopo quando è che si fa il secondo? Allora, lasciare magari un po' di tempo di respiro a... No, fermo, no subito. Fai conto? Perché la regina si sa sotto e se la regina dopo 2 giorni, 2 o 3 giorni comincia a deporre, sì, subito depone. Oggi libero la regina e faccio il trattamento fra 2 giorni. La regina nel frattempo ha già deporto un'altra volta, mi sono covata. Al 6° giorno che ha covata lì si chiude. Quindi se mi devo fare il trattamento all'8° e 9° giorno, e siccome non ho fatto niente, quanti giri prende il liquido? Un giro solo basta? Trattamento? Sempre, è come mi domandasse quante volte che hai detto a bere all'8.
dipende perché sapevo che tutti i giorni non lo do mai. Scusami la battuta. Nel senso, dipende quanta roba che tieni sotto. Si può mica te la ma era fatto il voto. Posso prima che te hai detto, la seconda dell'unica più mia. Il secondo trattamento, quando si vuole fare? Dopo quanti giorni? Allora, se eseguino tanta roba, come dicevo prima, che sta di anni, dei casse, che dare un cordone così devo farlo prima che la covata che a regina va ricominciare, si chiuda. Perché la varroa va dentro sulla covata? No, basta. Io il numero di giorni so. No, 118, a sapere il 18. A sapere il 18, parliamo del 118, partiamo del giorno che mi può liberare la regina. La regina può studiare la bianca 30 giorni e non serve niente quel 18, 20, 21, 30. Si parla sempre partendo da quando ho liberato la regina. Ho liberato 8 giorni. Dopo tesoro. Quindi praticamente comincerò a contare i giorni. Eventualmente se passo secondo trattamento. Da quando ho liberato la regina? O no? È il secondo trattamento, ma non dopo il 18esimo. No. Amico mio, perché ancora. Aspetta, adesso vedremo. Dobbiamo specificare alcune cose. Ragazzi, scusa. Allora, se la cosa non è chiara, non stai vergognando, la ripetevo fino a mattina, perché la birra la possiamo fare un'altra volta. Allora, il blocco della covata con la cornice funziona solo su famiglie non troppo infestate. Perché? Perché chiaramente prevede un blocco di covata molto lungo e quindi un calo progressivo di popolazione. Se la famiglia è troppo infestata, vuol dire che oltre alla varroa c'ha virus, in particolare il virus della paralisi acuta e cronica, che sono le api che diventano nere, che tremano, che poi cercano di tirarle fuori dall'alveare, e soprattutto il virus delle ali deformi, che non è la varroa che le fa deformi, è il virus che trasporta la varroa. Però, quando una famiglia è in quelle condizioni lì, non sempre le si riesce a salvare con il blocco della covata. La soluzione in quel caso lì è togliere la covata, sbattere giù le api, tenere la famiglia sui 2, 3 favi, 4 che non hanno covata, oppure che hanno qualche rosetta di uova, e fargli immediatamente il trattamento. Così si puliscono le api immediatamente e la regina rimane in deposizione. La covata che abbiamo tolto, se i favi sono abbastanza buoni, quindi recuperabili, per esempio uno ha degli sciami, si passano una notte nel freezer e dopodiché si possono riaggiungere alla famiglia. Dopo una notte in freezer è morta la covata ed è morta anche la varroa. La famiglia ha le sue api, però l'abbiamo pulita, quindi può ripartire immediatamente e non dopo 20 giorni con l'allevamento della covata. Si sarà indebolita perché l'abbiamo trattata, però c'è ancora un bel numero di api. Può ripartire con la covata e pulire un po' alla volta la covata che abbiamo dato e utilizzare quei favi per tornare a crescere. Questo nel caso in cui una famiglia presenti segni evidenti di varroa, per esempio api che nascono disgraziate, api che camminano davanti, famiglia che si vede a occhio che sta calando rispetto alle altre. In quel caso lì il blocco non funziona. Il blocco funziona bene su famiglie abbastanza pulite e ci si arriva in un anno, nel senso che prima bisogna fare il blocco, diciamo, estivo e dopo bisogna fare il blocco invernale. Se noi facciamo blocco estivo e poi blocco invernale con il gabbio della regina, siamo certi che a fine novembre, metà dicembre, praticamente abbiamo azzerato la varroa, che non vuol dire che non ce n'è, vuol dire che dopo 3 sublimati, mettiamo, non ne cade più. In quel momento lì possiamo ipotizzare che rimangono 1, 2, 3 varroe, le quali, anche raddoppiando una volta al mese, portano la popolazione di varroa a metà luglio non così elevata
da danneggiare la famiglia, per cui noi fino a metà luglio siamo in produzione senza nessun problema. A metà luglio, il 10 di luglio, il 15, quando la stagione ce lo dice, siamo pronti per fare di nuovo il blocco. In quel momento lì l'infestazione è molto bassa, diciamo 200-300 varroe, diciamo è accettabile. La famiglia non presenta ancora sintomi, diciamo, di danno da varroa. In quel momento lì, quando noi facciamo il blocco, è sufficiente un liquido, perché se noi facciamo 2 liquidi a distanza di 2 o 3 giorni, ci rimane la cassa, i telaini e basta più niente. Quindi conviene distinguere famiglie molto infestate da famiglie che non presentano grossi sintomi. Quelle che non presentano grossi sintomi si fa il blocco, le altre gli si fa pure il blocco, però in un'altra maniera, in maniera da farle ripartire subito con la covata. L'anno successivo, se abbiamo operato bene in novembre, cioè ingabbiando e facendo la pulizia fatta bene col sublimato, quindi non un trattamento ma 2 o 3 finché non cade più niente, saranno sicuri che a luglio siamo in una situazione ottimale, nel senso che abbiamo fatto produzione se c'era, e comunque arriviamo con le api tranquille, con le carte con la barba e ben piene di covata. Quindi in quel momento lì un solo liquido, dopo i 3-4 giorni dalla liberazione, è sufficiente per fare abbassare molto bene l'infestazione, quindi farla tornare a 10, 15, 20, che non rovina le api invernali. Poi vedremo che quando rifacciamo il sublimato dopo 2 mesi ne cascano ancora magari 20, 30 il primo trattamento, poi ne cascano 10 il secondo, poi 1, 0, 2 nel terzo trattamento, e in base alla caduta del terzo trattamento decidiamo se la famiglia è sufficientemente pulita da arrivare a luglio dell'anno dopo senza problemi. Tutto chiaro? Sì, sì, sì. No. Il trattamento di autunno, quello di novembre, lo faremo un'altra serata più avanti. Sì, chiaro. Cioè l'ingabbiamento, se necessita da fare l'ingabbiamento o l'esportazione di covata e fare il trattamento a novembre, che lì dipende, perché chi ha le casse su a 1200 metri, credo che di solito non ha il problema di dover, la regina va in blocco naturale, quindi loro là è diverso. Ce ne altri qua che purtroppo queste stagioni che devono completamente cambiare, che non fa più freddo a parte che 3-4 giorni, una settimana, quest'anno quando una settimana c'è da freddo, ma dopo va sempre fatto la temperatura. Quest'anno la maggior parte delle casse, delle regine che ha sempre continuato a porre, non ha mai cessato. Ah, va bene, dica che cavare. Ti sta chiaro abbastanza? Una curiosità, durante il trattamento estivo, quando che una cassa metterà una certa consistenza di varroa, però non così evidente segni di prima. Vale la pena fare un trattamento subito, gocciolato, magari una dose più ridotta, tenendo la regina dopo ovviamente il blocco, e successivamente dopo passare 18-20 giorni ripeterlo. Ti è presente che facendo questo piccolo trattamento prima, al momento che devi fare il blocco di covata, di solito covata sotto il 70 deve colpire soltanto le api. Sì. Una prima pulizia sì. delle api. Garrà, io non lo so, ma garrà una percentuale di abbattimento cosa? 10%, 20%? Anche meno del 10%. Quindi io sempre che teniamo in considerazione che non è acqua santa che andiamo a fare, è sempre un acido. No, a quel punto lì allora vale la pena eventualmente fare un doppio trattamento a distanza di 2-3 giorni dopo la liberazione. Dipende sempre quanta roba che viene su. Sì, no, nell'ipotesi che te disevi prima, sì. No? Che un cordone, cioè, il secondo trattamento a liberazione della regina non è tassativo da farlo, anzi si cerca di evitare, però con un trattamento dovremmo arrivare già a un abbattimento sufficiente
per arrivare a novembre e fare un po' la pulizia generale dopo. Perché, ripeto, è sempre un acido, a parte il lavoro e tutto quanto, ma è sempre un acido che devo tenere dentro. Come che giustamente ti dicevi, può essere che se trovi una cassa che gatta. Sì, Mina lo butta lì così, Meglio che no. lui l'ha spiegato in un modo diverso, perché le due strade, no, però è difficile per un principiante capire bene lo stato di una cassa, accorgersi che sta calando completamente, che le api rovinare l'occhio suo, chi che gana esperienza, lo vede subito e ora interviene per quella strada. Però se fermo il trattamento perché non è stato fatto bene le cose prima e troviamo le righe sotto, è una cassa già destinata a qualcosa che non... Tutto il discorso, perché... No, non deve morire la cassa. Il concetto fondamentale che gli ripeto sempre, le api non devono morire. Se muoiono è colpa dell'apicoltore, certo. Evidente, perché abbiamo i mezzi per salvarle. Allora, quando voi guardate una famiglia, annusate l'aria, ammirate l'ambiente, però guardate anche la covata e vedete subito se c'è qualche ape con le ali deformi, poi guardate c'è qualche ape che non è nata, la tirate fuori e vedete che è tutta nera, oppure che è piena, che ha 3-4 varroe su. Se vede... A quel livello lì l'infestazione è già grave. A quel livello lì fare il blocco vuol dire rendere quasi impossibile la ripartenza dopo della famiglia, perché tutte le api hanno addosso il virus. Quindi se noi, non solo le api, ma anche quelle che nasceranno, perché il virus della paralisi acuta viene trasmesso e ha il picco massimo in autunno, viene trasmesso attraverso l'alimentazione da ape alla larva. Quindi anche le api che nasceranno sono comunque già debilitate e noi se andiamo a fare il blocco non otteniamo niente, perché le api che rimangono dopo uno salico liquido sono talmente poche, debilitate e virosate che non ce la fanno più a riallevare covata. Quindi quando noi abbiamo cominciato con il blocco, quindi parliamo della storia, tenevamo una quindicina, 20 di famiglie bloccate adesso, trattate, quindi con covata a fine luglio pulita. Quindi quelle 2-3 famiglie per postazione che subivano per la prima volta il blocco, però che erano fortemente colpite, si riducevano a una famigliola piccola piccola. Allora prelevavamo un mezzo favo di covata delle famiglie trattate 2 mesi prima e quindi pulite, davamo un mezzo favetto di covata ed era sufficiente per salvarle. Però il problema... Senza api. No, covata con le api. Sì. Che tu la ringabbiare la regina? Come? Che tu la ringabbiare la regina? No, dando covata pulita non serve a ringabbiare la regina, serve solo per salvare. Solo perché le api nuove che non siete che a famiglia non vada a tirare con la regina. Ma normalmente la covata veniva tolta con un po' di api. Diciamo che l'intervento invece più serio era prendere la regina, metterla nel barattolino con un po' di candito, infilare la covata con le api giovani, in maniera che prima loro familiarizzassero, poi in un giro di un giorno liberassero la regina, perché parliamo di famiglie piccole quando si vanno a salvare in agosto. Però il problema si è presentato il primo anno. Dopo, facendo la pulizia di novembre, quindi la pulizia invernale, diciamo, non c'è più stato il problema di trovare famiglie fortemente infestate in questo periodo, perché comunque trattandole tutte in assenza di covata col sublimato si arriva in questo periodo che l'infestazione è bassa per tutte e quindi non c'è più problema poi di fare quello che ipotizzava lui, un doppio salico. Un doppio salico vuol dire morte certa, perché è talmente forte che brucia le api
in maniera irrimediabile, piano piano calano e non ce la fanno più da levare covata. E finché non nascono le api nuove, la famiglia è sempre a rischio. Poi se nascono le api nuove, piano piano si riprende. Però finché non nascono api nuove è a rischio. Quindi bisogna, quelle che ci sono, trattarle, però trattarle in maniera che sopravvivano. Se invece famiglia vedete che è molto infestata, l'unica soluzione è rimettere la regina su 2 o 3 favi che non hanno covata, sbattere giù tutte le api e lei riprende l'allevamento, gli si fa un bel trattamento in maniera da pulirle, quindi quella covata che andrà ad allevare sarà la covata in buona percentuale pulita. I favi si possono recuperare perché se una famiglia è su 3, non è che uno riesce a farla costruire in questo periodo, è molto complicato, però i favi, magari non quelli quadrati di covata, ma quelli che magari hanno delle rose di covata, li si passano per il freezer, ce lo faccio anch'io, poi li si dà piano piano a pulire e la famiglia ha di nuovo lo spazio per ripartire con la covata. Però bisogna stare attenti, questo sistema funziona bene per tenerle pulite dopo, però se uno arriva da altri sistemi, per esempio anche dai stecche, le stecche non sempre puliscono bene le famiglie, perché io ho avuto delle famiglie che dopo un mese e mezzo di stecche erano piene di varroa, quindi non è che risolvono. Altre volte invece funzionano perché la mitraz è un insetticida che è usato da parecchio tempo, quindi ha già creato, non solo in Italia ma anche in Europa, dei ceppi fortemente resistenti. Cioè finché siamo a resistenza al 20% può andare perché vuol dire che tutto il resto muore. Però se arriviamo a resistenza al 50%, 60%, vuol dire che comunque cade un po' la varroa, però ne rimane troppa. E quindi chiaramente quando l'infestazione è così alta bisogna intervenire drasticamente, togliere la covata, non c'è alternativa, si fa ripartire l'allevamento immediatamente perché si fa subito il trattamento e dopo si recuperano piano piano i favi, allargando la famiglia con i favi con meno covata. Sì, si aggiungono, se le rose di covata sono così, che poi quando una famiglia è fortemente infestata, non è mai covata bella, è tutta schioppettata, in mezzo ci sono api morte a vari stadi, no? Chiaramente si riutilizzano quelli, si passano per il freezer e dopo li si aggiungono piano piano in maniera che la famiglia ha di nuovo lo spazio per allargare covata. Se si utilizzano le strisce di abstrazza, c'è qualcos'altro anche biologico che si può utilizzare per fare lo stesso effetto? Le strisce, cos'è che si usa oltre l'abstrazza? Sì, c'è l'apitras, l'apivar, l'apistan. Ma cos'è l'apivar? È sempre insetticida? L'apivar è sempre amitras, invece l'apistan è fluvainate, però lì ormai la resistenza è talmente elevata che non funziona No, più. ci sono gli evaporanti. Poi ci sono gli evaporanti, quindi ci sono le strisce di timolo, mentolo e canfora, quelle delle Chemical Life. Poi ci sono il timolo. Il timolo funziona? Il timolo funziona e gli evaporanti sono sempre legati alla situazione esterna e dell'alveare. Quindi dipende dalla temperatura, dall'umidità, quanto è forte la famiglia, quanto sbalzi di temperature ci sono esternamente. Quando caldo, scappano fuori. Quindi non sarà niente. Quindi sono problematici. Problematico. Poi c'è il formico, funziona adesso, ci sono le strisce di formico, ci sono le strisce, quelle che fanno in Grecia di acido ossalico, però anche lì ci sono problemi perché un conto è prendere oggi e domani l'acido ossalico, un conto è prenderselo per una settimana sulle spalle, insomma, quindi anche lì è tutto da vedere. Quelli sono prodotti, per esempio, naturali, più o meno naturali, però con risultati molto alterni. E dopo bisogna stare attenti anche alle famiglie, perché sono famiglie non pareggiate da problemi, no? Sì, perché qui a piccola scappa fuori, oppure viene il colpo di caldo. Cioè, noi abbiamo cercato un sistema sperimentato che sia standardizzabile il più possibile e utilizzabile anche da uno che non ha esperienza, che non sa capire se le api sono fuori perché stanno scemando o perché sono fuori perché c'è il timolo che evapora troppo, insomma. Cioè, oppure anche il formico è uguale, no? C'è il mio amico
l'anno scorso mi dice, oh porco cane, cos'era, metà luglio, c'ho tutte le api sugli alberi. Dico, porco figlio, cosa che hai fatto? Ci ho messo i quadroni con l'acido formico. Dico, ma scusa, fa 35 gradi, gli metti i quadroni di cartone con l'acido formico sopra, dopo 2 ore tutte le api sono scappate fuori. C'erano giri di qua, giri di là. E voglio dire, questo qua è un sistema che, diciamo, anche con le aggiunte personali, però si presta abbastanza bene a controllare la varroa se uno lo applica come viene spiegato. Perché è tutto dosato, è tutto calcolato nei tempi e quindi possiamo avere la varroa veramente sotto controllo. Facendo sintesi, sto utilizzando un altro sistema che non si ha traffic, scusa che si sta utilizzando nel nucleo. E nei sciami usi le strisce perché non puoi fare il blocco. Sì, d'accordo. Già detto, no? Sì. Che tipo di strisce ti voglio sapere? Beh, quelle che trovi, insomma, quelle che vendono in associazione. Serve Amitrax. Poi una famiglia. Primo a Timore, Barbaria, la mia pena, scusa, troppo schioso. Ha un'efficacia troppo variabile. Perché queste qua, sai come funzionano, no? Le api ci camminano sopra, poi lo distribuiscono. Quello è timone in gel. È un timone in gel. Cioè mette sotto praticamente. No, sopra. Le api ci camminano, lo asportano e lo distribuiscono nell'alveare. Ora capisci che se la famiglia ha 3 teleini di api è un discorso, se ne ha 9 con la barba è un altro discorso. Poi se fa 27 gradi come dovrebbe fare adesso è un discorso, se ne fa 35 o 40 come sta facendo adesso, no? È un disastro, no? Quindi è difficile, può capitare che un giorno ammazzo la varroa e il giorno dopo scappano fuori le api, quindi perfetto. Però uno può usarlo, cioè voglio dire, non è che è vietato il prodotto naturale, uno può rischiare, al limite rischia che gli muore qualche famiglia perché la varroa non è caduta, oppure perché scappa fuori, perché quello lì è il rischio, i rischi estremi sono quelli lì. In realtà funziona in condizioni ideali, quindi in condizioni ideali, però in condizioni ideali bisogna... Dopo a metà di agosto forse? Sì, pare che la settimana del freddo può succedere, o massa calda, tutte le fette che dovevi fare. Dimmi perché cosa avevo da via. Altre cose, dopo chiudiamo. Sì, grazie. Facciamo ancora incontri, no? 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 Quindi è importante fare chi vuole usare questo sistema, altrimenti ognuno è libero di sperimentare quello che vuole. Per vi capire che rispondiamo a una domanda con questo sistema è un sistema controllabile e non costoso, poi l'unico costo che ha lì è di prendere la fornice circa 5-6 euro che costa. Basta, non chiude altre spese in più e comparsa il prodotto l'acido ossalico. Alle varie domande, bene o male, è stato risposto durante la serata. C'è l'ultima che chiede se devo cambiare la regina. È inutile che faccio il blocco di covata adesso o è meglio che ammazzo la regina vecchia così se ne creano una nuova? Sì. Cioè, a dire il vero, io sto facendo su metacasse il blocco con la cella reale. Allora, una piccola parte l'ho già fatta perché quelli allevano funghi, quindi l'ho anticipato. Allora, se uno sa fare le celle reali, si può fare anche con la cella reale. Allora, si toglie la regina, non la si ammazza e la si mette su un cassettino con un favo di covata. Dopo 5 giorni gli si dà la cella. Allora cosa succede? Che dopo 5 giorni le api sentono fortemente l'uniformità, quindi accettano la cella
quindi dopo 6 giorni nasce la vergine. Facciamo conto di 10 giorni per la fecondazione e sono 16 giorni. 16 giorni, se aspettiamo altri 4 giorni, giusto che ci siano le larvette, arriviamo a 21. A 21 abbiamo la famiglia senza covata, con la regina nuova, se siete bravi, con una regina nuova che è in deposizione, quindi che non subisce nessun blocco, niente, ed è pronta per fargli lo salico. Però bisogna essere capaci di fare le celle reali, di avere fuchi, e se non si hanno bisogna allevarli, e si fanno 2 operazioni in una, cioè si fa il blocco e anche si cambia la regina. Se invece uno vuole essere più sicuro e un tantino sofisticato, si è procurato per tempo di avere delle regine nuove, quindi o le ha sue nei cassettini o se le fa fornire da un allevatore. Dopo 8 giorni dall'inizio del blocco, sotto praticamente non c'è più covata che può essere trasformata in regina. In quel momento lì possiamo togliere la regina vecchia, scadente, e sostituirla con la gabbietta. Nel giro degli altri 8-9 giorni, quella regina lì viene liberata e comincia a deporre nel favo che noi abbiamo messo sopra per la produzione della covata. Noi lo facevamo sempre così, perché ovviamente allevando regine è più facile, uno ha le gabbiette, ti metti lì la gabbietta e sostituisce. Però se uno non le ha, o se le procura, o se hai fatto 4 sciametti in aprile, come si dice sempre, no? C'hai famiglie belle, invece di farle sciamare, togli un favo qua, un favo là, ti fai 4, 5, 6, 10 famigliole di polistiroli, adesso c'hai tutte le regine che vuoi e puoi sostituire quelle delle casse. Ognuno deve fare la scelta di che tipo di apicoltore vuole essere o spera di essere, e in base a quello che vuole essere si programma un'apicoltura, diciamo, a bassa intensità oppure ad alta intensità in base ai desideri o la voglia di sperimentare che ha. Ci sono tante possibilità, insomma, in apicoltura. L'importante è ammazzare la varroa, è il pericolo mortale per le api in senso totale in tutto il mondo, quindi avere ben chiaro, bisogna ammazzare la varroa. Il resto, tutte le sperimentazioni io le ho fatte e le farete anche voi, però l'importante è quello: le famiglie devono essere sempre comunque il più pulite possibile. Grazie. Facciamo le ferie e poi ci rivediamo dopo il blocco di covata, liberazioni settembre.